Se il sole da lassù di colpo tinge blu di buio e se ne va. E se il mare azzurro ritmo non ha più e onda dopo onda ruberà la spiaggia della mia felicità. Separarci e dirsi ciao, 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 ciao. Se l'alba spunta poi anticipando in noi il giorno che verrà. E se una rondine dispersa e sola avrà la forza della sua comunità per continuare il viaggio fino al sud. Trovarci e dirsi ciao, 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 Buongiorno, buongiorno, anche questo sabato ho aperto con questa canzone, con queste parole bellissime e importanti, e la dedico a tutte quelle donne che non ci sono più, a tutte quelle donne, quelle madri che anche in questo momento stanno morendo
per colpa di qualche uomo. Naturalmente i dittatori sono tutti uomini, non si sa perché, ma noi non faremo di certo queste cose. Mi ricordo Evita Peron che dava da mangiare alla gente, aveva sposato un dittatore, ma lei aiutava il popolo, dava da mangiare al popolo. Ecco, io vorrei capire come mai non riusciamo ad arrivare a certi livelli per far cessare queste guerre assurde, questi uomini che non capiscono, e parlo di femminicidi, queste donne che non ritorneranno più, pensate, famiglie, figli distrutti. Questa mattina vorrei parlare anche di separazione e divorzio in un unico atto, riforma storica dopo il ricorso trevigiano. Saluto i miei graditi ospiti, abbiamo in presenza proprio l'avvocato Innocenzo D'Angelo, Foro di Treviso. Buongiorno avvocato, grazie di essere qui. Saluto anche Severino Dalbò, presidente Confartigianato Imprese Conegliano. Buongiorno presidente, grazie di essere qui, perché parleremo anche di artigiani, di imprese che mi stanno molto a cuore, lei lo sa quanto ci tengo a parlare, perché mi sembra che il silenzio sia un po' assordante da parte di questi artigiani che sono la nostra creatività, proprio il nostro know-how che tutti ci invidiano, noi li abbiamo quasi azzerati e funziona così in Italia. Allora avvocato, partirei proprio da lei. Cosa sta succedendo con questa sentenza molto importante, finalmente un atto unico? Prego avvocato. Allora, questa sentenza nasce dal fatto che con la riforma Cartabia non era stato detto esplicitamente se si poteva fare un ricorso congiunto separazione e divorzio, se i due coniugi erano d'accordo, mentre invece era previsto che si potesse fare in caso invece di separazione conflittuale, diciamo. Quindi, dal mio punto di vista, io ritenevo che come fosse previsto il ricorso congiunto in caso di conflitto, tanto più era logico consentire un ricorso congiunto in caso di accordo. Cioè, dal mio punto di vista, che senso aveva depositare un primo ricorso per separarsi, poi dopo aver avuto la sentenza presentare un secondo ricorso per arrivare al divorzio? Una volta che le parti sono accordate, tanto valeva stabilire un itinerario unico di soluzione della crisi. Questa soluzione in realtà era già stata accolta da parecchi tribunali, alcuni invece erano contrari. Il giudice di Treviso ha ritenuto di approfittare di questa occasione per ottenere una risposta dal tribunale più importante, dalla Corte di Cassazione. E diciamo probabilmente ha fatto bene, anzi senz'altro ha fatto bene, perché questa sentenza ha dato un orientamento a tutti i tribunali italiani. Questa è l'utilità di questa sentenza. Quindi è stabilito in linea generale che è possibile per due coniugi che si sono accordati sulla separazione, in quell'unico ricorso presentare anche la domanda di divorzio. Concretamente come funziona? Si deposita il ricorso, si fa la prima udienza, arriva una sentenza tra virgolette provvisoria di separazione, dopodiché 6 mesi dopo il tribunale automaticamente fissa un'altra udienza per fare anche la sentenza di divorzio. Quindi dal punto di vista dei coniugi secondo me è importante perché? Perché intanto ci si spende, ci si confronta su un unico accordo con cui si regola complessivamente tutto. Cioè si inizia a vivere separati e si arriva poi al divorzio avendo già concordato tutto. E anche economicamente. E poi chiaramente c'è anche un aspetto economico, perché proprio materialmente dal punto di vista dei coniugi c'è la spesa per fare un ricorso, quindi un unico contributo unificato, la tassa che si paga diciamo per fare un processo, e con un unico ricorso appunto si ottengono tutte e due le sentenze. Quindi c'è un risparmio psicologico ed economico, direi. Allora avvocato, delle volte noi assistiamo a delle sentenze, specialmente noi cittadini anche poco competenti, non siamo molto informati, che ci lasciano veramente perplessi. Come si fa a fare una sentenza del genere? E qui io penso che sia anche una certa sensibilità da parte dei giudici, che siano donne o uomini per me non ha senso, nel senso che sono persone e ognuno ragiona con la propria testa. Però in determinati momenti anche dove il paese veramente è in uno stato, poi sentiremo anche cosa dice il presidente Severino Dalbò, molto fragile, non solo a livello di stabilità ma anche stabilità politica, fragilità del sottosuolo, proprio fragilità delle persone, perché ormai stiamo andando via di testa. Nel senso che non riesci a capire se hai ragione o se hai torto. La legge è uguale per tutti, è scritto, però io le posso assicurare, ho provato anch'io purtroppo, ma non per gravi cose, però delle volte mi sono chiesta, ma è proprio vero che la legge è uguale per tutti o è in merito a se hai un buon avvocato, se hai tanti soldi, se riesci a superare certi paletti, amicizie politiche?
Perché delle volte sono molto perplessa, avvocato, cosa mi dice? Ma il discorso della giustizia, chiaramente come ho detto lei all'inizio, è amministrata da persone. Quindi chiaramente le persone che sono persone prima di essere giudici, prima di essere avvocati, evidentemente hanno un loro modo di ragionare, delle loro competenze, dei loro principi, e quindi è chiaro che poi applicare la legge ai casi concreti è un'attività che non è un'attività matematica, bisogna capire bene questo, è un'attività che è frutto dell'interazione delle parti, poi dei loro avvocati, poi del giudice che alla fine fa un confronto fra le tesi. E chiaramente l'idea di una giustizia sempre precisa e sempre esatta è impossibile. D'altra parte il sistema funziona anche con un susseguirsi di sentenze diverse che poi arrivano a una qualche soluzione. Nel caso nostro, ad esempio, c'erano tribunali che ammettevano già dall'inizio la cumulabilità e altri che non la mettevano. Alla fine la Cassazione, che è un po' che nel nostro sistema ha questa funzione di dare indicazioni, Vedere chiaro, diciamo, vedere chiaro, sì, non vincolanti, ma che comunque indicano qual è la strada da seguire per applicare certe norme, alla fine ha scelto una delle due posizioni. Poteva benissimo aver scelto anche quella diversa, facendo un ragionamento. In questo caso ha fatto un ragionamento, l'ha anche scritto nella sentenza in alcune parti, leggiamo una parte anche della sentenza che è molto importante, avvocato D'Angelo. Quella sulla, dunque... Quella che ritiene lei che sia importante leggere. Beh, diciamo che aspetta che trovo il punto, l'ho anche guardato prima. Beh, praticamente il punto fondamentale è dove la sentenza dice che nel tempo, adesso ovviamente non la trovo logicamente. Allora, intanto che lei la trovo, parlo Sì, intanto con l'altro ospite, sì, che è appunto il presidente della Confartigianato Imprese di Conegliano, Severino Dalbò. Allora, Presidente, com'è la situazione? Io ieri ho avuto un altro ospite, sempre abbiamo parlato di artigiani, era molto ottimista, bisogna vedere sereno. Io sono molto perplessa, Presidente, lei mi conosce, io dico quello che vedo e quello che sento. Certo che se non abbassano questa fiscalità, se non alzano gli stipendi, che danno giusto valore alle imprese e agli artigiani, la strada per me è molto in salita. Perché non si capisce il valore dell'artigiano, il valore di questa creatività che abbiamo la fortuna di avere nel nostro DNA, e si deve fare una fatica enorme per rimanere a galla, per sopravvivere, perché ormai è così che funziona. Se non fai parte dei giri magici poi non ne parliamo. Prego, Presidente. Grazie intanto dell'invito e buongiorno a tutti. Ho parlato di molte delle criticità che ci sono nel mondo del lavoro oggi per quel che riguarda la piccola e media impresa. La sento malissimo, Presidente, c'è una connessione non buona. Vediamo se riusciamo a alzare un po' il volume o mettere un po' a posto. Intanto sentiamo l'avvocato che ha trovato questo paragrafo, diciamo non sarà molto lungo, ma che fa capire l'importanza della sentenza. Insomma, prego. Allora, la Cassazione, quello che secondo me è un po' il cuore della sentenza, che è anche la cosa che io stesso ho detto più o meno quando sono andato a discuterla in Cassazione a Roma, dice: né può dirsi che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio non realizzi il risparmio di energie processuali previsto appunto dalla riforma Cartabia. Trovare per le due parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un risparmio di energie processuali che può indurre le stesse a fare ricorso al predetto cumulo di domande congiunte. È quello che aveva spiegato il cuore della sentenza. Quello che ha detto esplicitamente la Cassazione, che io condivido ovviamente. Ma quanti anni sono voluti, avvocato, per arrivare a questo? Possibile non si riusciva a capire che ormai questi processi infiniti, perché poi creano queste separazioni, questi divorzi, dei traumi incredibili alle famiglie, specialmente, io lo dico sempre, ai figli, questi genitori che non riescono a capire quanto male stanno facendo a questi ragazzi, perché
Io purtroppo ho parlato con diversi ragazzi e la peggior cosa per loro è proprio la separazione dei genitori. Perdono quell'equilibrio soprattutto stabile in un momento di crescita che è fondamentale. Pensi che un ragazzo mi ha detto: preferisco vederli litigare che vederli separati. Ecco, pensate quanto dolore provocano queste separazioni, questi divorzi poi alla fine, e anche accorciare, abbreviare penso sia un passo molto importante. Prego, avvocato. Beh, in questo caso, di la verità, ai tempi, anche la Cassazione cita un po' il fatto che c'è stato nel tempo, a partire dal divorzio, ho fatto un discorso abbastanza lungo, ma qua non leggo, sennò ci metterà troppo tempo. Nel senso che si è nel tempo passati a una progressiva, diciamo, accelerazione dei tempi di separazione e divorzio. Pensate anche quando sono stati ridotti da 3 anni a 6 mesi i tempi tra la separazione e il divorzio. Questa riforma peraltro è entrata in vigore da poco, è entrata in vigore quest'anno, quindi in questo caso potremmo dire che positivamente il sistema ha funzionato molto bene, nel senso che con un ricorso presentato poco dopo l'introduzione di questa riforma, nel giro di 3 mesi da quando è stato sollevato il problema, la Cassazione ha già deciso. Perché con quell'occasione posso dire un'altra piccola cosa molto tecnica, ma cercherò di spiegarla se riesco. In pratica, quando c'era un problema di diritto, tornando al discorso di prima, bisogna aspettare la Cassazione per avere una soluzione, quindi vuol dire primo grado, appello e poi in Cassazione. Quindi la soluzione della Cassazione su come applicare una norma poteva arrivare anche 3, 4, 5, 6 anni dopo che la norma era entrata in vigore, o anche di più, insomma. Adesso i giudici hanno la possibilità, come ha fatto quello di Treviso, giustamente, di chiedere subito alla Cassazione come si applica questa norma. E in questo caso lui ha sospeso per qualche mese il procedimento, la Cassazione ha deciso e quindi per tutti i ricorsi già presentati e che saranno presentati vale già questa interpretazione senza aver aspettato 3 gradi di giudizio. Quindi in questo caso possiamo dire che la riforma Cartabia aveva lasciato, lasciatemi passare il termine, un buco, non dicendo bene se si potevano fare ricorso congiunto consensuale per separazione e divorzio, però è anche vero che la stessa riforma Cartabia aveva introdotto un meccanismo giudiziale, questa viene chiamata rimessione preventiva alla Cassazione, che permette di risolvere subito un dubbio giurisprudenziale. Cosa non da poco, e ripeto, è molto importante. Che questa sia veramente forse una delle cose più importanti e meno conosciute perché è molto tecnica. Esatto, però secondo me inciderà molmoltissimo sulla vita delle persone. Anche perché non è stata messa una pezza nel buco, è stato proprio cucito, esatto, è ricamato questo. Hanno fatto una sentenza di più di 20 pagine di motivazione, cioè è stata una cosa peraltro onestamente molto corposa e molto ben motivata. Ecco. Bene. Allora, sentiamo il Presidente se siamo riusciti a fare una connessione dove si sente meglio. Presidente, è con noi? Eccolo qua, prego. Buongiorno a tutti e grazie per l'introduzione. Mi sentite? Insomma, comunque partiamo, poi vediamo alla fine. Parli pure, Presidente. No, dicevo che ha messo in campo diversi argomenti interessanti e se noi guardiamo a quella che è la nostra consistenza di vista sicuramente i numeri fanno chiaro la fotografia di quello che è l'Italia. Io non so dove si trova, Presidente, ma mi collego con l'Australia, con l'Africa, sento bene. Con lei è una tragedia, non si sente niente. Da dove si è collegato questa mattina, Presidente? Allora, in attesa di vedere anche di capire come possiamo fare per migliorare, se si può, questa connessione, perché così è impossibile ascoltare, non si capisce niente, andiamo a vedere questo accoltellamento divorzio. Andiamo a Padova. Ha aspettato la moglie, una donna di 37 anni che usciva dallo studio del suo legale in via Foscolo a Padova, e l'ha accoltellata più volte. È stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 41 anni di origine marocchina che nel pomeriggio di mercoledì ha tentato di uccidere la donna che aveva appena avviato le pratiche per la separazione. Nonostante le gravi ferite, la donna ha reagito, riuscendo a scappare a quello che si era trasformato nel suo aguzzino, rifugiandosi nello studio
dell'avvocato dal quale era appena uscita e adesso è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Immediato l'intervento della polizia che ha rintracciato l'uomo in piazzale Stazione arrestandolo con l'accusa di tentato omicidio. Allora, avvocato, è là il grande problema. Nel momento che veramente pensi di essere al sicuro, finalmente ce l'ho fatta a dire quel famoso ciao, ma per sempre, poi c'è questo problema che non siamo protette, non siamo tutelate. Tanti codici rossi, tante panchine, ma noi troviamo anche in questi giorni delle persone che ci dicono: ma Mirella, ma ti rendi conto che ho dovuto lasciare la casa a mio marito, ai figli, ho dovuto andarmene in una comunità, traumi per i miei bambini, per i miei ragazzi che non ne vogliono sapere. Cioè, ma come si fa a non capire che dovrebbe essere l'uomo che dovrebbe essere portato via da quella casa, e quella casa dovrebbe essere, ma proprio di diritto e di obbligo, alla donna, alla mamma con i loro figli. Qui non ci siamo proprio, avvocato, non abbiamo fatto nessun passo in avanti. Per carità, ci sono delle situazioni che veramente bisogna mettere in sicurezza, ma non sarebbe ora di mettere in sicurezza l'uomo, veramente di non nuocere? Abbiamo il braccialetto elettronico, abbiamo di tutto e di più, però abbiamo anche questi centri di ascolto per uomini che non ci vanno, pochissimi. Per fortuna qualche giudice, tipo questa sentenza, ha capito che forse obbligandoli devono andarci, però siamo molto indietro, non ci sentiamo protetti, avvocato, nonostante le sentenze, come lei giustamente ha detto, che ci sia un divorzio, oppure non pagano gli alimenti, non se ne fregano altamente. Queste donne come fanno a combattere, avvocato? Prego. Ma questo è un tema un po' diverso, perché qua parlavamo di situazioni in cui due persone hanno deciso, diciamo, civilmente di separarsi, e questo serviva dal mio punto di vista a rendere più semplice questo itinerario a chi ha deciso di trovare una soluzione condivisa, che è sempre auspicabile. È chiaro, il problema quando c'è una situazione contenziosa, lì la questione diventa difficile, intanto sotto il profilo psicologico, perché una separazione contenziosa, un divorzio contenzioso può durare anni, inevitabilmente. Quindi, al di là del fatto che il giudice in prima battuta dia subito delle disposizioni, tra cui a chi affidare a casa, a chi figli, il mantenimento, poi il conflitto diventa pesante. Segui i tempi normali di un processo, vuol dire seguito qualcuno, vuol dire perizie psicologiche sui coniugi, sui figli, sulle famiglie dei coniugi, vuol dire prove di vario genere, un po' di tutto, quindi diventa veramente una situazione in cui non c'è solo un conflitto di interessi, ma diventa un conflitto fra due vite, mi verrebbe da dire. Certo. E questo è l'aspetto comunque pesante per chi deve affrontare questo percorso di separazione giudiziale. Poi chiaro, la cosa si complica se interviene anche un discorso di violenza fisica o psichica da parte di un coniuge nei confronti dell'altro. E lì probabilmente viene da pensare che strumenti giuridici efficaci onestamente più di tanto non ce ne siano. Quindi non è tanto una questione di giudici o altro, ma una questione che effettivamente non è facile avere delle misure preventive efficaci. Lo stesso braccialetto elettronico, visto in più casi, funziona fino a un certo punto. E lì purtroppo è diciamo una cosa su cui probabilmente il legislatore non è riuscito fino ad oggi a trovare delle misure efficaci. Si è confrontato con qualche persona, qualche donna che sentita questa sentenza ha detto finalmente, cioè hanno capito dell'importanza di questa sentenza, di avere questi tempi accorciati, di abbreviare questo calvario, perché era un calvario fare queste cose e invece adesso sembra che le cose veramente vadano in maniera diversa e molto più veloce. Però solo nel caso in cui le parti siano d'accordo quello è pacifico. E si rendono conto che è meglio quello piuttosto che un conflitto senza fine, e che alla fine senza vincitori più delle volte, diciamo, sì, c'è stata parecchia gente che insomma adesso cosa si aspetta? Un passo successivo che secondo lei si dovrebbe fare per aiutare queste poverette che veramente delle volte anche per le condizioni economiche che vivono, molte hanno perso il lavoro, non riescono più a gestire neppure se stesse. Ecco, cosa si dovrebbe fare secondo lei, avvocato che conosce bene queste storie particolari? Non è facile, perché dipende dalle situazioni. Diciamo che spesso le situazioni più drammatiche sono quelle in cui le famiglie che si separano sono deboli economicamente. Il problema è che non è risolvibile né dai magistrati né dagli avvocati,
è quello del fatto che se una famiglia è già in situazione di difficoltà economica, magari con una casa in affitto, molto banalmente, se due coniugi assieme riescono a pagare un affitto e mantenere i figli, nel momento in cui si separano, solo il fatto che uno dei due, che sia l'uomo o la donna, cambia poco, debba andare a abitare da un'altra parte e pagarsi un altro affitto, capite bene che rende difficilmente. Avvocato, e quindi emotivamente, quando li ha di fronte, vede più forte la donna o l'uomo in questo percorso di separazione? Cioè, chi è più consapevole del percorso che dovrà intraprendere per finalmente arrivare a questo ciao definitivo? Questa domanda più da psicologi che da avvocati, ma forse alla fine le donne, forse. Le donne più determinate? Però diciamo che poi dipende, non è sempre così, altre volte invece in alcuni casi è l'uomo, ma diciamo che la differenza grossa secondo me è sul fatto che due persone siano meno in grado di trovare un punto d'accordo. Perché là tutto... E chiaramente quasi sempre vuol dire che uno dei due in qualche maniera accetta qualche svantaggio, tra virgolette, può derivare da una situazione di componimento civile e non di conflitto, cioè che evita magari di fare una causa per 100 euro di mantenimento di differenza al mese, insomma alla fine la causa costerebbe più del... Perciò alla fine va sempre la pena trovare un accordo? Secondo me sì, perché comunque se c'è l'accordo le due persone possono comunque mantenere un rapporto. Penso soprattutto al caso dei figli, no? Allora, voi immaginate la differenza tra gestire il rapporto con i figli dopo un accordo e gestirla mentre vi state facendo un conflitto, perché in alcuni casi che ho seguito, come capita a tutti gli avvocati peraltro, non è solo una questione mia, poi anche il semplice fatto di da chi è il figlio, quando va dall'altro genitore, tutti questi passaggi diventano momenti di conflitto, dispetti sull'orario in cui ti porto il figlio, vengo a prenderlo, dispetti sul fatto ti pago, non ti pago, le spese straordinarie, questa sì, questa no, cioè cose che in genere non ci sono, per quello che è un po' la mia piccola esperienza, quando c'è un accordo, perché a quel punto chiaramente un atteggiamento verso i figli è più semplice. Purtroppo i figli a volte vengono strumentalizzati, ma nelle separazioni contentiose. Anche perché sono indifesi e, come ha detto la parola giusta, vengono proprio strumentalizzati. Esatto. Infatti la cosa più importante sarebbe quella veramente di forse individuare degli strumenti, ma insomma non credo di saperlo io dire, proprio per agevolare il più possibile gli accordi. Sì, però vedi avvocato, gliel'ho chiesto perché lei, essendo una persona, come si parla, indipendente di uomo o di donna, gli ha proprio di fronte e si capisce, ecco, lo stato d'animo, l'umore, gli sguardi, si riescono a capire quanto conflitto c'è tra i due, oppure se veramente c'è anche un po' di serenità, di capire che è meglio finirla così e lasciar perdere e non fare queste guerre assurde. Però è molto difficile. Questi genitori che poi separati diventano amici, diventano queste famiglie allargate. Non tutti i ragazzi, guardate, credete, io devo andare a parlare in una scuola, mi hanno invitato, parlerò proprio di questo, perché questi ragazzi vogliono parlare con me, non so il perché, ma vogliono parlare con me perché forse riesco più a parlare di loro, a farli diventare protagonisti, perché noi sentiamo sempre i genitori, i tutor, però li ascoltiamo poco. Loro sanno da che parte stare, loro sanno qual è il genitore buono e quello meno buono, lo sanno, però quello che io sento, avvocato, è che non vengono ascoltati minimamente. Questi genitori si separano senza dialogare con loro, senza metterli a confronto, senza capire che forse tutti assieme si può trovare anche una soluzione anche per loro. Lei vede che arrivano con i figli, parlano, anche perché io penso che i ragazzi di 12, 13, 14, 15 anni forse potrebbero partecipare anche a questi colloqui definitivi. Vengono con i figli, avvocato? Nella mia esperienza non è mai capitato, di verità. Cioè, lo dicono i ragazzi. Ho parlato con i genitori, parliamo di quelli dei divorzi consensuali, separazioni consensuali, negli altri chiaramente si parla solo con uno dei due, in quei casi tra l'altro tantomeno si può parlare con i figli, nel caso di separazioni conflittuali. No, in genere sono i genitori che valutano l'accordo anche all'interesse dei figli. Poi chiaro, io spero ovviamente che loro abbiano
parlato con i figli prima di arrivare all'accordo, però questa è una cosa che chiaramente sì, è soggettiva, però è giusto anche parlarne. Diciamo che da un altro punto di vista, per qualche genitore, se posso dire, penso anche che portare il figlio dall'avvocato sia una cosa un po' pesante per il figlio. Bisogna chiederlo però al figlio, avvocato, visto che fa parte della famiglia, del vivere quotidiano. Io penso che questi ragazzi, se vogliamo anche ascoltarli di più, non sarebbe male, perché loro hanno le idee chiare, quando si parla con loro sono ragazzi molto preparati, anche molto sensibili. Purtroppo noi li stiamo demonizzando, invece sono di bravissimi ragazzi che dovrebbero essere ascoltati di più. Pubblicità. Siamo con l'avvocato Innocenzo D'Angelo. Allora, non so se è collegato il presidente Severino Del Bo, presidente Confartigianato. Vediamo se adesso la connessione funziona meglio, presidente. Allora, parliamo di questi artigiani, vediamo se riusciamo a sapere qualcosa, visto che adesso questo divorzio è più facile. Qualche giudice, qualche persona di cui ha capito che forse doveva aiutare queste povere donne che non ce la fanno più. Prego, presidente. Buongiorno di nuovo, mi sentite? Oh, che felice che sono, presidente, proprio felice, guardi. Prego. Abbiamo cambiato device. Buongiorno e grazie per l'invito. Sì, raccolgo un po' lo spunto che mi ha dato prima per quello che è il mondo dell'artigiano, per dire che effettivamente, come dicono tutti, è un po' la spina dorsale dell'economia del nostro paese. Ma non lo dico io, lo dicono i numeri. Se pensiamo che la piccola e media impresa rappresenta fino a 50 dipendenti il 99,4% delle aziende e conta il 66% di forza lavoro, di collaboratori in Italia. Quindi davvero il nostro è un settore importante per tutta l'economia. Diceva che ieri lei ha sentito un collega che faceva riferimento a un periodo positivo. Certamente ci sono delle categorie che vivono un momento positivo, vedi magari tutto il mondo legato al sistema casa, che è un po' il traino del 110%, però ci sono anche altre categorie che vedono un futuro un po' più incerto. E mi riferisco all'area, per esempio, della metalmeccanica di produzione, che è legata un po' di più a quelle che sono le filiere produttive dell'Europa, della Germania in particolare, che in questo momento è in un momento di stagnazione e che quindi soffrono a catena della problematica produttiva di quello che può essere tutto. Ma non sarà il caso, perché ormai io invito sia gli artigiani, commercianti, industriali, onorevoli, senatori, qui vengono tutti, però quello che noto è che specialmente i ragazzi dicono che vogliono meno didattica e più manualità, anche nel pomeriggio, anche nel doposcuola. Allora, Presidente, mi scusi, ma o ascoltiamo questi ragazzi, come ho detto prima, dove vogliono andare a parare, perché abbiamo nella robotica, io li ho qua, gli studenti, fanno delle cose incredibili, e tutti dicono vogliamo più laboratori. Io vado nelle scuole, ho fatto delle interviste e i laboratori sono diventati magazzini. Cioè io capisco che è giusto capire e sapere la storia, la geografia, la matematica, però io penso che anche la manualità sia importante quando esci da una scuola, capire qualcosa si fa con questa formazione, ma molto poco rispetto alle esigenze che ha il territorio. Prego, Presidente. Beh, questo è uno dei temi fondamentali del nostro futuro. Allora, il nostro futuro sono i ragazzi, questo non lo scopriamo oggi. Effettivamente uno dei problemi che abbiamo, soprattutto nel settore dei servizi e della nostra produzione, è quello di matchare, di far incontrare i giovani con i posti di lavoro. A questo proposito posso dire che una delle attività che a livello di associazione stiamo spingendo in collaborazione con le scuole è l'attività dell'apprendistato duale, che va oltre quello che è il periodo di stage, dove, come dice lei, il ragazzo può
apprendere delle cose dal punto di vista manuale, mettere in pratica la teoria che ha studiato all'istituto tecnico, all'istituto professionale e da lì poi cominciare a capire veramente se quella può essere la sua strada, se quello è il suo talento, se quella è la sua passione, che sono le cose fondamentali affinché i ragazzi possano proseguire nel loro percorso professionale. Su questa cosa appunto ci stiamo lavorando e attivare tutte queste forme di apprendistato duale sono secondo noi una delle cose che andrebbero spinte per incentivare questo incontro tra scuola e lavoro, tra giovane e lavoro, tra NEET e lavoro. Anche perché, Presidente, tutti mettono in campo il problema sicurezza, ma io penso che è sempre stato e sempre ci sarà qualche problema, ma non è il problema della sicurezza, è la pigrizia che mi avvolge, Presidente, quando giro e vedo, perché se iniziamo da bambini, come raccontano molti miei ospiti, a cominciare a dire non sporcarti, guai se ti sporchi e non andare, cosa vuoi fare quel lavoro? Cioè veramente questi ragazzi non ne possono più di questi genitori, scelgono tutto per tutto anche a 30 anni. L'altro giorno c'era una ragazza che mi ha detto ma lo sai Mirella che mia mamma ancora adesso se andiamo al ristorante sceglie lei cosa devo mangiare. Cioè, ma non so, ma vi rendete conto? Ma ci sono ancora questi genitori e questi ragazzi, mentre anche in altri stati europei a 16-17 anni sono già indipendenti. Noi li abbiamo a casa a 30 anni, Presidente, ma non è colpa loro, è questa società, sia che si parli del lavoro che si parli della scuola, perché la scuola non è così aperta, non è che entri nelle scuole e puoi iniziare a fare anche dei percorsi, devi trovare anche là come i giudici e i dirigenti sensibili che capiscono l'importanza del progetto che tu stai cercando di spiegare, ma è molto difficile e questi ragazzi a mio avviso invece hanno una manualità e una creatività incredibile. Guardate che io li ho visti all'ippodromo, questi ragazzini con Sport Senza Barriere, fanno dei lavori incredibili, per non parlare poi di questi ragazzi che arrivano con questi barconi, perché io ci vado a parlare con loro, sa Presidente, e sa cosa mi dicono? Dico, ma tu, perché la prima cosa che chiedono è fammi lavorare, sono chiusi su delle stanze terribili, di cemento con una piccola fessura così, perché qualcuno dovrebbe andare a vedere prima di giudicare. E la prima cosa che ti chiedono è fammi lavorare. Sanno minimo 3 lingue, Presidente, 3. E che qualcuno telefoni che sto dicendo una cazzata, però qualcuno chiami, poi dico cosa sai fare? Sai lavorare il legno? Benissimo. Cosa sai fare? L'agricoltore, lavorare, magari in maniera diversa, in modo diverso, ma forse sono meglio di quello che pensiamo. Perché non si possono impiegare, Presidente? Perché qualcuno ha deciso di non impiegarli, di pagare queste cooperative e di lasciare loro nella disperazione assoluta. Ragazzi di 18, 20, 30 anni con fisici eccezionali, perché su quei paesi là, come vivono, hanno questi fisici incredibili. Però li vediamo tutti come spacciatori, come delinquenti. Cioè, non andiamo da nessuna parte, Presidente, faremo la fine degli Incas. Noi moriremo se continuiamo a chiuderci e non aprire e capire che forse il diverso è anche un'opportunità. Io lo dico qui davanti alle telecamere perché non me ne frega niente di quello che qualcuno può pensare e sono tutti spacciatori, violentatori. No, non è così. E noi dobbiamo iniziare a discuterne anche con voi. Cioè, sanno fare ad esempio il pari, ho avuto i panificatori. Questi fanno, io ho un banco alimentare, Presidente, lei dovesse vedere cosa fanno con il grano in grani, il grano turco, cosa riescono a fare e poi me lo portano. Allora vogliamo capire che forse c'è una politica che sta andando contro se stessi, sono riusciti a mettere i poveri contro i poveri. Avvocato, cosa ne pensi, indipendentemente del suo ruolo, ecco questa giustizia che non arriva per nessuno indipendentemente da chi sei, cosa vorresti fare, ecco poi qualcuno salva qualcuno di pelle bianca, allora quello diventa un eroe ma per quel giorno. Prego Avvocato. L'unica cosa posso dire dal punto di vista giuridico è che in effetti una cosa che non è spiegabile è che chi arriva in Italia resta fermo per
un anno e mezzo, anche 2, se non mi collega se sbaglio, 18 mesi. 18 mesi, ecco, in attesa di sapere se potrà essere o meno accolto, e in quel frattempo non può fare nulla. Cioè, la cosa che mi stupisce è che in effetti non si possa pensare a una qualche forma di autorizzazione provvisoria al lavoro che consenta a queste persone di non restare a carico, quindi come giustamente diceva lei, o con un risparmio per le casse pubbliche, logicamente. Non da poco. E che queste persone, quantomeno, al di là che poi possano rimanere o meno, hanno un periodo in cui possono sentirsi anche così, tra virgolette, realizzate, cioè fare qualcosa, ricevere in cambio qualcosa con cui mantenersi. Questa è una cosa che effettivamente anche a me risulta un po' inspiegabile, cioè faccio fatica a trovare una logica in questa scelta. Sì, perché non è che dobbiamo avere subito tutti ingegneri, abbiamo bisogno di una manodopera anche molto semplice, questi la sanno fare, non capisco il perché. Presidente, cosa dice lei? Ma ha toccato dei temi molto interessanti. Parto da quello della sicurezza e della rapporto dei giovani con le famiglie. La sicurezza è straimportante, soprattutto se guardiamo a determinati tipi di attività, vedi la metalmeccanica piuttosto che le costruzioni, e qui è fondamentale l'attenzione che ricevono i ragazzi in famiglia, ma soprattutto la formazione che viene fatta a questi ragazzi, e per cui bisogna lasciare un po' quelli che sono i luoghi comuni e davvero pensare a quella che è la sicurezza e il fare le cose fatte bene mentre si lavora. Poi ha parlato dei talenti di questi ragazzi, delle capacità che hanno questi ragazzi, e davvero qui credo che l'elemento fondamentale sia quello di lasciare che i ragazzi perseguano i propri talenti, quindi non inquinare quelli che sono le passioni, i talenti, le capacità, quello che piace fare a ragazzo, con degli altri mestieri che magari non sono meno interessanti per il ragazzo. E su questo dove bisogna lavorare nelle famiglie, cioè bisogna parlare bene di tutti i lavori hanno la propria dignità, in famiglia, in parrocchia, al campo di calcio, al bar, tutta la società civile. Poi ha parlato del tema dell'inclusione sociale, dei ragazzi che arrivano e che sanno fare tante cose, sanno tante lingue, e qui c'è davvero il bisogno di tutti quanti. Intendo dire istituzioni, associazioni di categoria, imprese, famiglie, parrocchie e via dicendo. Certo che questa gente che arriva sicuramente ha bisogno di un alloggio, e qui le istituzioni e lo Stato dovrebbe in primis occuparsi nel territorio di questa problematica. Poi hanno bisogno di una formazione per venire a lavorare. Chiaramente è una formazione che questo può essere spesa direttamente anche dalle aziende. Lei parlava di attività meno professionalizzanti di altre. Penso che sia il caso di parecchie di questi giovani che arrivano, e poi chiaramente hanno bisogno di una comunicazione che funzioni a livello di datore di lavoro e di suo collaboratore, e su questo interviene di nuovo la formazione, far conoscere, far imparare la lingua per poter permettere la massima collaborazione tra queste due parti sociali. Ma secondo lei, Presidente, questa politica è orientata a fare questo? Perché noi abbiamo bisogno di risposte, abbiamo questa necessità. Non mi ricordo più il numero, ma solo in agricoltura di quanti addetti ai lavori abbiamo bisogno, solo noi qui nel territorio. Cioè, secondo lei c'è questo orientamento da cercare di capire che forse il diverso va un po' visto in maniera diversa, nel senso che tu chi sei, cosa sai fare, fammi vedere come lavori e quello che sai fare, oppure si fa tutto un bel minestrone, tutto da buttare, si chiudono 18 mesi e vai che vai bene. Prego, Presidente. Ma è una questione, come dicevo, di organizzarsi, di organizzazione, perché non si può fare tutta un'erba un fascio. Questi ragazzi che arrivano sicuramente cercano del lavoro, cercano una vita più dignitosa o meno pericolosa di quella di dove abitavano, e quindi sicuramente hanno delle buone intenzioni. È chiaro che bisogna cercare di organizzarsi e di far sì che questa inclusione avvenga nel migliore dei modi. Quindi, come dicevo,
riuscire a matchare quelle che sono le capacità di queste persone con una formazione che le porti a rendersi utili, operativi, più professionalizzati nel mondo del lavoro è sicuramente la direzione da prendere. Presidente, che la spaventa di più, di quello che ha più paura proprio per il futuro, questo autunno caldo, questo inverno rigido, questa primavera che non si sarà come arriverà? Cos'è che veramente vorrebbe che qualcuno, specialmente qualche politico, l'ascoltasse di più? Lei che ha uno dei strumenti più importanti che è il mondo dell'artigianato, la creatività. Ma guardi, dal punto di vista delle imprese le direttive sono note, ci sono delle cose storiche che sono un'agevolazione nel fare impresa, quindi avere meno burocrazia, un'agevolazione dal punto di vista della tassazione per le imprese che nascono e quindi i numeri sono chiari, abbiamo un calo delle imprese che è dovuto a una scarsa natalità delle imprese e abbiamo un elevato tasso di cessazione di imprese per raggiunti limiti di età. Un recente studio sulla demografia d'impresa che abbiamo fatto proprio nella Sinistra Piave ci dice che nei prossimi 5 anni, se non metteremo in campo delle azioni migliorative, perderemo il 20% delle attuali piccole imprese. Quindi sono dati straordinari ai quali bisogna pensarci con assoluta attenzione, perché mettono a rischio, minano quello che è il benessere della società civile nel nostro territorio. Quindi ci sono delle indicazioni che come associazione di categoria diamo sia a livello che a livello politica nazionale su quella che è l'agevolare il fare impresa, soprattutto per i giovani che, vuoi per una questione di inverno demografico, vuoi per una questione di scarsa autoimprenditorialità, che è stata un po' l'eccellenza di tutta la provincia di Treviso dagli anni 60 in poi, vengono a creare questa situazione di calo di nascita delle imprese. Poi ci sono tutta una serie di indicazioni specifiche, categoria per categoria, che potrebbero far sì che il mondo del lavoro, dal punto di vista della piccola e media impresa, possa crescere, cosa che è assolutamente necessario per far rimanere ragazzi giovani nel territorio e poter vivere qui ed avere dei servizi dignitosi anche da parte dei nostri comuni. Presidente, facciamo un accenno alle multinazionali che hanno azzerato tantissimo i nostri artigiani, che hanno iniziato a pagare le tasse in Italia l'altro giorno, ecco, con queste anche vendite online. E poi ci siamo resi conto, forse anche tardi, noi primi magari che compravamo questi prodotti, che non era proprio la stessa cosa, anzi tutta un'altra storia. Ma anche qua le associazioni di categoria dovevano veramente fare più prevenzione e battere più i pugni, perché veramente stiamo perdendo quello che è veramente, come ha detto lei, il pulsante, proprio il cuore pulsante dell'economia italiana, che sono questi, perché non riescono, loro copiano, negli altri stati copiano, Presidente, ma le creatività, quello che riusciamo noi a sviluppare, non riescono a farlo. Vogliamo forse far capire che forse anche voi dovete battere più i pugni e difendere questo artigiano, ecco, questa persona con questa creatività? Sicuramente le battaglie a livello sindacale, a livello politico vanno fatte, è necessario però che dall'altra parte ci sia qualcuno che sia predisposto ad ascoltare. Quando abbiamo avuto la possibilità, l'occasione di farlo, siamo anche scesi in piazza, quindi da questo punto di vista l'associazione è in prima linea sia a livello locale che nazionale per tutelare e difendere i diritti della piccola e media impresa, però come dicevo bisogna che dall'altra parte ci sia qualcuno che ascolti. Sull'altro tema, quello della grande impresa o dell'impresa del web, a livello di tassazione sappiamo bene come funzionano le cose e quali sono i numeri. Aggiungo anche che quando la grande impresa decide di andare via da un territorio, lascia un vuoto, lascia un buco nero che è formato da una dispersione, il
il territorio proprio come ambiente fisico, ma anche come posti di lavoro. Cosa che invece non si può dire per la piccola e media impresa, che dà il lavoro alla gente che vive nel territorio, non specula, è una ricchezza che viene riversata nel territorio a livello di acquisti e quindi a maggior ragione dovrebbe avere un'attenzione particolare che a volte spesso può non avere a livello politico. Infatti, Presidente, quello che rammarica è che tutti quanti dicono la stessa frase. Ci vuole che qualcuno ascolti, ma sono i nostri onorevoli, i nostri senatori, è il governo che deve ascoltare, è il Parlamento che deve legiferare in favore di questo Stato, perché lo Stato siamo noi lo Stato, per migliorare la qualità della vita e soprattutto far respirare queste imprese. Cioè noi dobbiamo mettere, io dico sempre che forse il Minovò combatta, che abbiamo abituato qualcuno, poi col mondo dell'associazionismo e del mondo del volontariato che riesce a mettere le pezze dove la politica non riesce a metterle. Avete visto anche in questi giorni con le alluvioni, con tutti questi allagamenti che avete visto con le divise della protezione civile, i sindaci. Gli altri erano tutti al caldo, tranquilli, a legiferare dall'alto, con tutti gli assi in tasca, mentre io penso che voi, Presidente, avete i numeri per farvi ascoltare, perché se continuiamo a pagare i burocrati e non pagare la gente che lavora, che crea in Italia, anche con delle leggi che ci sono ma non vengono applicate, che purtroppo c'è anche questo problema, Avvocato, che abbiamo le leggi ma se non si applicano è come non le avessimo, forse noi veramente chiuderemo baracca, perché non ce ne sarà per nessuno. Noi continuiamo a pagare persone che non lavorano, compresi i politici, tanto è vero che sono i più pagati d'Europa, l'operaio è quello meno pagato, l'artigiano sta sparendo per dare spazio a queste multinazionali. Avete visto cosa è successo e cosa sta succedendo. Avvocato, le leggi ci sono, ma se non si applicano, Avvocato, come ci difendiamo? Il problema è capire se poi ci sono effettivamente le leggi, perché un altro problema che è un capitolo enorme è quante leggi vengono fatte e poi non applicate perché mancano i decreti attuativi. Credo che ci siano centinaia, migliaia di decreti attuativi di varie leggi che i ministeri devono ancora fare e quello è un grosso limite, cioè nel senso viene affermato il principio però dopo manca il modo con cui applicarlo e in quel caso chiaramente non c'è nessuno strumento, cioè finché il Ministero competente non dice come si deve applicare una norma, con che modalità, con che procedure, perfino con che modello, ma rifare le domande, la legge resta. Avete capito come funziona? È stato chiaro l'Avvocato D'Angelo. Allora Presidente, come ci saluta e cosa vuole dire? Cosa spera? Ecco, questo autunno caldo, questo autunno rigido, ma sempre per le fragilità, non per chi sta bene naturalmente. Prego. Ma io credo che le difficoltà che oggi incontrano le imprese per proseguire la propria attività e quindi anche del credito in cui le aziende hanno bisogno di un credito agevolato, trovano di fronte ad una stretta del credito con un aumento dei tassi. Penso che lei sappia benissimo di cosa sto parlando. E mi auguro sia culturale che venga meno e che quindi possano riprendere anche quelle filiere che oggi stanno segnando un po' il passo alla questione della manifatturiero, la principale provincia di Treviso e della sinistra Piave e quindi che così anche le associazioni di categoria possono continuare nel loro lavoro di propositivo anche a livello normativo per fare che aziende e collaboratori delle aziende possano condurre il proprio lavoro nella Grazie, salutiamo il Presidente Severino Dalbò, grazie Presidente di essere stato con noi, Confartigianato, collegato da Conegliano. Abbiamo una donna che ha preso la linea, Maria, prego. Ciao Mirella, buongiorno al tuo ospite. Ascolta Mirella, so che avete parlato adesso dei cosi che come si dice,
i piccoli cosi artigianati, ma non ci saranno più, Mirella, non ci saranno più. Se i giovani non fanno, che prendono in mano la situazione che è il futuro del loro domani, Mirella, invece che fare i cretini che prendessero in mano le cose, che, con tutti quei mezzi che c'è adesso, moderni e tutto, andrebbe molto meglio. È ovvio che purtroppo ci portano via le cose e tutto quanto, noi mangiamo le schifezze. Per fortuna che ho ancora il pezzo di orto che ho, mangiamo quelle finché si può, e quando non ci sarà più niente batteremo ciocchiti. A ogni modo sta andando tutto a rotoli. Non vedi, Mirella, che i disastri che c'è in giro? Non si interessano quelli che hanno una certa età, che hanno 40-50 anni, che sono agli addetti, non fanno più niente, soldi che intascano, soldi, Dio denaro, basta Mirella, non ti dico altro, la distruzione sta succedendo. Ciao Mirella e una buona giornata a te, cara. Ciao. La voce del popolo, la nostra Maria, questi sono i problemi che abbiamo, altro che storia, altro che pista da bob, Ponte di Messina, andate a vedere cosa c'è in giro in questi giorni e cosa vedremo. Allora, avvocato, come ci saluta e cosa dice? Intanto abbiamo aperto con una buonissima notizia, tempi abbreviati tra separazione e divorzio, qualcosa si fa, prego. Beh, posso dire che così, tra tante cose, perlomeno questa è una notizia positiva, esatto. E per quel poco che posso dire sono anche contento di aver dato in questo contributo a risolvere quello che comunque è un problema per molte famiglie, molte persone anche in tutta Italia. Ecco, questo è il mio piccolo. Grazie, salutiamo anche all'avvocato Innocenzo D'Angelo, Foro di Treviso. Grazie avvocato, grazie anche al Presidente. Pubblicità. Grazie a voi. Ed è con piacere che accogliamo il sorriso del professor Fabrizio Marella, docente di diritto internazionale all'Università Ca' Foscari di Venezia. Buongiorno professore, che felice sono di averla ospite. Mirella. Guardate che bel sorriso che ha il professor Marella. Sempre lui ci tranquillizza, però non siamo tanto tranquilli per capire bene cos'è il diritto internazionale, come stiamo assistendo in questi mesi terribili, in questi giorni, a queste guerre assurde. Ma i diritti internazionali quali sono, professore? Prego. È una storia lunga, cara Mirella. Innanzitutto buongiorno alle telespettatrici e ai telespettatori. Ma diciamo che siamo sempre alle coordinate di base. Non è che il diritto internazionale arriva e sistema le cose come se fosse il babbo che sistema i figli, perché purtroppo il diritto internazionale è creato dagli stati e opera per gli stati. Ora, qui siamo di fronte a ovviamente una situazione molto, molto grave. Se ci riferiamo al conflitto tra Israele e Hamas, poi abbiamo un conflitto ovviamente tra Russia e Ucraina, ma naturalmente è curioso anche che nei giornali si parli solo di questo e ci si dimentica, so che prima parlavate di Africa, ma tutta l'Africa subsahariana, la mezzaluna, è in situazione di guerra civile e di grave conflitto, quindi insomma una bella fetta del mondo è in questo momento in situazione di conflitto, però non è tutto il pianeta. Ora, il diritto internazionale che cosa fa in questo momento sulla situazione tra Israele e Hamas? Interviene con le regole che riguardano la condotta delle ostilità. Quindi Israele ovviamente, che è stato così duramente attaccato in maniera così sanguinosa e così spietata dai terroristi di Hamas, ovviamente ha il diritto di reagire, però il diritto internazionale gli impone di reagire secondo una serie di regole che sono quelle della condotta dell'ostilità e certamente, e qui sta ovviamente il punto dolente, certamente non può mettere a ferro a fuoco la striscia di Gaza per prendere i terroristi di Hamas. Quindi, come vedete, è un insieme di limiti e di controlimiti all'uso della forza che interviene anche in caso anche delle situazioni peggiori. Ecco, non so se sono stato chiaro. Però quello che noi vediamo e che giustamente lei ci sta anche spiegando è questa crudeltà proprio sui diritti
che veramente con tanta fatica si è riusciti ad avere questa crudeltà che non guardi in faccia a nessuno se sei grande, piccolo, giovane, anziano, città intere distrutte per un cosa, per quale motivo? Il Papa, giustamente Papa Francesco, che se non ci fosse dovremmo inventarlo, questo Papa con il suo buon senso, con la sua capacità di capire quanto male sta facendo l'uomo al prossimo suo, se stesso, ma soprattutto per far capire come si può intervenire proprio quei diritti, perché noi quello che vediamo sembra che i diritti siano tutti calpestati, che nessuno ascolti nessuno, anche quello che dovrebbe essere dovuto non c'è. Prego, professore. Ma usando un'interpretazione molto cruda che risale ai tempi dei Romani, uno potrebbe anche dire inter arma silent leges, cioè i Romani dicevano che quando c'è la guerra non si può parlare di diritto, quindi voglio dire è già tanto se c'è un diritto internazionale che chiede in questo caso a Israele di limitare l'uso della forza distinguendo civili e guerriglieri di Hamas, distinguendo beni civili, ospedali e scuole e non bombardando in maniera, come dire, casuale tutto quello che c'è a Gaza. È già tanto se c'è un diritto internazionale che chiede di usare la proporzionalità nell'uso della forza. E per cui se c'è un terrorista in un condominio non si può far saltare per aria tutto il condominio. Quindi ovviamente queste regole ci sono rispettate grosso modo, però attenzione che queste violazioni si chiamano crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Ecco perché poi ci sono, come dire, anche diversi stati e le stesse Nazioni Unite. Ecco, vorrei ricordare questo perché siccome questo è un tema dove c'è una polemica molto aspra, non ci si può dividere tra israeliani e palestinesi. Qui è un conflitto tra Israele e Hamas e, come ha detto il segretario generale dell'ONU, fermo restando che Israele ovviamente ha il diritto di reagire, ma ha il diritto di reagire contro Hamas, non contro tutti i palestinesi. Quindi è chiaro che l'uso della forza deve essere controllato in modo da assicurare i terroristi alla giustizia senza però massacrare dei civili inermi che sono l'unica colpa che hanno è quella di essere abitanti della striscia di Gaza. Quindi in questo senso va letto il dibattito di questi giorni e qualche sforzo ovviamente si fa, però è chiaro che ci sono già, secondo alcuni rilievi, alcuni crimini di guerra che sono stati commessi e crimini contro l'umanità. In effetti questo ONU, questa parola che molti non riescono più a capire se c'è o non c'è, cosa può fare, perché giustamente come lei dice, professore, ma se qualcuno non vuole ascoltare io posso rappresentare tutti i diritti che voglio, ma se nessuno mi ascolta e soprattutto la smette di usare questa violenza non andiamo da nessuna parte, perché come ha detto lei la guerra è guerra e chi perisce perisce e ame. Ma si può continuare a ragionare così ancora nel 2023 con queste armi terribili che veramente ormai non riusciamo più a capire veramente dove vuole arrivare questo uomo che avrebbe un mondo bellissimo, un'avventura fantastica, un sottosuolo ricchissimo, potremmo vivere tutti veramente bene di più. Forse se ci fossero più donne al comando queste guerre non ci sarebbero, perché parliamo solo al maschile. Vedo poche donne che veramente che vorrebbero fare questa cosa. Non lo so, io sono convinta che il nostro buon senso sarebbe molto più ad ampio raggio, a 360 gradi. Però quello che mi preoccupa sono i giovani, professor Marella. Ecco, i suoi studenti, come vivono queste situazioni studiando poi diritto internazionale? Ecco, cosa sente da queste voci? Perché il futuro è loro e nelle loro mani non c'è niente da fare. Prego. Il futuro è loro, però non lo so se uomini o donne sarebbero diversi, perché la geopolitica è geopolitica e la politica internazionale è la politica internazionale. La von der Leyen è quella che ha mandato le armi in Ucraina con i nostri soldi dall'Unione Europea senza avere nessun potere nei trattati di farlo. Quindi la von der Leyen è quella che ha aumentato a 12 pacchetti di sanzioni contro la Russia, colpendo le nostre imprese. Quindi non lo so, la Madeleine Albright negli Stati Uniti è quella che voleva la distruzione della Russia 20 anni fa. Quindi non lo so se sia una questione di uomini e donne, secondo me è una questione di politica internazionale
E purtroppo la politica internazionale comporta questo tipo di scelte. Ora, perché siamo a questo livello barbaro? Questo è un problema di civiltà, chiaramente vuol dire che non siamo ancora sufficientemente sviluppati da aver capito che è molto meglio come dire, regolare le questioni attraverso trattati internazionali. Gli strumenti ci sono, attraverso ovviamente la discussione in seno alle organizzazioni internazionali, perché a questo servono, a questo serve l'ONU, a discutere e a risolvere pacificamente le controversie, e quindi questo dovrebbe essere la via. Le religioni contribuiscono in un certo senso a fornire questa sorta di cultura di pace, però come sappiamo poi vengono manipolate. E anche nella nostra religione cattolica ricordiamoci che fino a 100-200 anni fa c'era la teoria della guerra giusta, per cui anche là non è che fossimo proprio pacifici come sembra adesso, e quindi ben venga Papa Francesco con ovviamente le sue riflessioni moderne. I giovani ovviamente sono molto colpiti, però sono anche diciamo corrono un rischio, che è quello di usando un po' troppo internet, guardando le notizie sui cellulari e non diciamo passando più tempo sui libri, rischiano di essere manipolati dalle campagne di disinformazione, perché in ogni guerra chiaramente c'è la disinformazione, e anche in questa, quindi anche noi le notizie che vediamo, che sentiamo al telegiornale, sono ovviamente notizie che sono pre-masticate, e quindi non siamo in grado di avere il 100% della situazione sotto controllo. Un esempio è quello, per esempio, della risoluzione ONU che riguardava il cessato il fuoco sulla striscia di Gaza, dove l'Italia si è, a mio avviso, stranamente astenuta, ma non solo l'Italia, E quindi uno potrebbe dire, ma come mai che, voglio dire, se si parla di cessate il fuoco per motivi umanitari nella striscia di Gaza, il nostro paese che parla di pace e diritti umani si astiene? Ma così ha fatto anche la Germania, mentre la Francia e la Spagna hanno votato ovviamente a favore di questa risoluzione. Abbiamo avuto delle analisi approfondite che ci hanno spiegato cosa è successo in televisione, ma neanche per sogno. È passata dicendo che era la cosa giusta, perché nella risoluzione ONU, che ripeto parlava di cessate il fuoco e di aiuti umanitari alle popolazioni civili, non si condannava in maniera forte quello che aveva fatto Hamas. Ma insomma, io avrei detto con il buon senso, ma vede, uomo o donna non conta, basta avere un po' di buon senso, che ciò che conta, come diceva l'amico Gino Strada, se vedo qualcuno ferito in strada, prima lo curo e poi, se ho tempo, gli chiedo anche come si chiamava e che cosa stava facendo. Ho capito. Quindi... perché l'ho invitata, professor Marella, questa mattina, perché riusciamo a capire qualcosa in più dalle sue parole di quello che invece normalmente sappiamo. Allora saluto anche Daniela Ferrari, che è arrivata, presidente Penelope Veneto, persone scomparse. Marella. Buongiorno Presidente, grazie di essere qui. Allora Presidente, parlavamo di giovani, ecco, questi giovani che forse hanno questo fardello pesantissimo, forse stanno pagando più di quello che noi pensiamo e lo sanno, tanto è vero che si chiudono sempre di più, ma soprattutto capire dove si può arrivare con la tecnologia che abbiamo, con gli strumenti che abbiamo, anche per cercare queste persone scomparse che non ci sono più, che non riusciamo più a trovare, ma dove sono? Possibile che siano tutti morti, Presidente? Cosa ci dice? Ecco, in merito poi queste guerre, poi chissà quante persone scomparsi a Iosa, certo, prego. Certo. Allora, il problema dei giovani noi lo vediamo tutti i giorni sui social, ci sono continuamente appelli delle prefetture, delle forze dell'ordine, delle famiglie, degli amici di questi ragazzi che si allontanano da casa, che diciamo come fascia di età si aggirano dai 14, ma l'età si abbassa sempre di più fino ai 18-20 anni. Scomparse che a volte si risolvono anche in modo benigno. Anche l'altro giorno una, per esempio. Però ricordiamo il ragazzo di 16 anni che invece si è suicidato, quindi da un lato abbiamo le risoluzioni buone, dall'altro abbiamo invece questi casi drammatici che ci fanno pensare, perché ovviamente io rappresento un'associazione che interviene nel momento in cui la scomparsa avviene, ma noi ci occupiamo anche di prevenzione, perché è ovvio che sul fenomeno bisogna lavorare anche affinché non accada in futuro. Ed è evidente che queste sono situazioni di disagio che qualcuno avrebbe dovuto intercettare prima, certo, nella scuola, nell'ambito
delle attività anche sportive a volte che i ragazzi fanno. Io non posso pensare che un ragazzo che arriva a 16 anni a mettere in atto un gesto estremo non abbia avuto prima dei segnali che qualcuno non ha colto. Forse qualcuno non li sa riconoscere, non è preparato. Questo è sicuramente un dato sul quale si può lavorare, si deve lavorare come istituzioni, come associazioni. Dall'altro devo dire che a volte le famiglie non vogliono vedere, perché riconoscere nel proprio figlio un problema è come riconoscere un difetto, un fallimento. Ecco. Abbiamo Luciano da Desenzano. Ciao Luciano. Ciao Mirella. Scusa se ti ho fatto aspettare, ma volevo presentare l'ospite. Prego. Si può parlare di questa tragedia palestinese israeliana? Prego. Niente, purtroppo Mirella, io mi sbaglierò, ma avete visto anche in questi giorni giovani musulmani nati in Italia che dicono che non stanno bene. Manifestazioni lì a Conigliano, avete visto, 200-300 musulmani gridare Allah Akbar. Ma ce ne sono 50 milioni in Europa di musulmani. Ho letto qualche mese fa che 5 milioni sono pronti. È inutile, Mirella. Il Corano, io non l'ho mai letto, ma si vede ogni tanto, c'è scritto morte agli infedeli, non finirà mai la guerra. L'Iran vuole distruggere Israele. È stato lo sbaglio terribile, amici miei, secondo me, quando hanno lasciato partire il musulmano da Parigi, ha lasciato Carter, c'era Carter, presidente dell'America, ha lasciato che arrivasse questi Khomeini in Iran. È stata lì la rovina, tra parentesi. Se in Iran, in Persia, c'era lo Shah di Persia, non saremmo a questo punto. È inutile, i musulmani, c'è scritto nel Corano. Posso dire una, Mirella, l'ultima. Mettiamo in questo libro, cambiamo il nome sopra, invece di Corano mettiamo che è un libro del centrodestra. Sai perché dico questo? Perché il centrodestra, tanti italiani, tanti politici hanno paura ancora del fascismo. Cambiamo il nome al Corano, mettiamo che l'ha fatto la Meloni, Salvini, Berlusconi, no? Sarebbero tutti contro questo libro, dove c'è scritto la morte capisci Mirella? Non finirà mai, la Fallaci aveva ragione, i nostri figli, nipoti avranno sempre dei problemi terribili. Ma vi ricordate i 250 morti di Madrid, i 140 morti del Bataclan? Lì non c'era la guerra lì. I 50 morti di Londra, 2 cugine di 17 anni, Mirella, uccise a coltellate in Francia 2 anni fa. E poi gli altri, i nostri italiani anche morti in Germania. Vi saluto, buongiorno, auguri. Allora abbiamo sentito le riflessioni di Luciano di Desenzano, a questo punto vediamo se il professor Marella vuole aggiungere qualcosa o commentare qualcosa. Prego professore. Ma sa, adesso non è una questione di diritto internazionale, ma qui è una questione di religioni, non entrerei in questo dibattito. Io so solo questo però, che i musulmani sono quasi 2 miliardi e non è che sono tutti violenti e assassini come spesso succede. È chiaro che è un problema di interpretazione del Corano. Evidentemente il sistema nel mondo musulmano non c'è un papa, non c'è diciamo una centralizzazione dell'interpretazione, e allora metti anche il linguaggio un po' forte di questo libro, qualche gruppo così minoritario si estremizza e commette queste. Però attenzione che anche questi gruppi, se poi approfondiamo anche la questione di gruppi terroristi che inneggiano al Corano, poi sotto sotto si scopre che sono manipolati sempre da qualcuno. Quindi sarebbe una discussione lunga, ma per dirvene una, pensate che lo stesso gruppo di Hamas, secondo adesso analisi di intelligence, sarebbe anche finanziato da Netanyahu. Allora non si capisce più niente, perché allora non è più il Corano, è un capo di Stato
che per cercare di non avere due stati ma avere uno stato unico finanzia un gruppo terrorista estremista che inneggia al Corano per distruggere Israele, per avere la motivazione per invece inviare i militari e fare quello che stanno facendo, o la colonizzazione di certe parti. Quindi non è così semplice il discorso. E quindi, fermo restando che ci sono ovviamente dei gruppi, come dire, minoritari che leggendo il Corano si gasano e commettono ovviamente delle cose efferate, però ripeto, non perdiamo di vista la questione che sono 1,5 miliardi e quindi sono molti di più, e poi che molto spesso vengono manipolati da alcuni imam, e come si sa gli ignoranti fanno presto a essere manipolati attraverso la religione, no? Marx diceva che la religione è l'oppio dei popoli, ma non è che sbagliava più di tanto. No, ha fatto bene anche a ricordarlo, professor Marella. Allora, prima di vedere questo video, proprio per parlare anche con Daniela Ferrari, presidente Penelope Venete, che è Girotondo dei bambini scomparsi, andiamo a sentire la nostra Giusy. Vai Giusy! Buongiorno ai tuoi ospiti. Intanto Mirella ti faccio gli auguri per domani. Perché? Buon compleanno. Ah, beh, tutti mi fanno gli auguri, è un mese che mi fanno gli auguri, è un mese che telefono che mi fanno gli auguri, sono felice, io compro gli anni sempre, tutti i giorni sono felice. Grazie Giusy, prego. Allora volevo chiedere, i diritti internazionali, se non vanno bene, e i diritti civili in questi casi di guerra così, che ammazzano tutta questa gente qua. Ma se io vivo bene qui nel mio paese, se due capi non vanno d'accordo, ma che se la facessero tra di loro, ma perché devono ammazzare tutta questa gente? Perché? Perché devono ammazzare migliaia di persone innocenti perché non hanno fatto niente solo per un pezzo di terreno? Ma stiamo scherzando? E nessuno fa niente. Parla il Papa, vanno destra e sinistra questi capi di Stato per vedere, per mettere a posto, e non fanno niente. Si avvicinano sempre di più a questi paesi nostri. Mi fa paura questa cosa qua. È ora di finirla veramente. Nessuno mette a posto niente, Mirella, nessuno fa niente. Sembra che facciano. Vanno ospiti destra e sinistra da questi capi di Stato, ma non concludono niente. Ma quanto andiamo avanti così? Vi saluto. Abbiamo sentito le riflessioni di Giusy. Prima di commentarle, se qualcuno vuole commentare, prima andiamo a vedere questo video Girotondo dei bambini scomparsi. Girotondo dei bambini scomparsi. Giro tondo, chi ti ha portato nel buio del mondo? Chi ti ha nascosto così bene lasciandoci nelle fedi? Giro tondo dei bambini scomparsi ovunque, dove la verità non è data a chiunque. Giro tondo della solidarietà per far uscire la muta verità. Giro tondo della speranza. Il tuo nome e colore non ha importanza. Ogni anno aumenta il numero dei minori scomparsi. La maggioranza di questi viene ritrovata, gran parte nella prima settimana. Il commissario straordinario del governo per le persone scomparse sovrintende al coordinamento strategico di tutte le ricerche a livello nazionale. Quando scompare un minore, contatta immediatamente le forze dell'ordine. Chiama il numero unico di emergenza 112 o rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia. Denunciare subito è fondamentale perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Fornisce alle forze di polizia le generalità del minore e delle foto chiare e recenti. Descrivi come era vestito, il colore degli occhi, dei capelli e ogni altro dettaglio utile al riconoscimento. Avverti se il minore sa ritrovare la sua abitazione e se conosce i numeri di telefono dei suoi familiari. Pensa a cosa farebbe in una situazione di difficoltà. Riferisci se credi possa aver subito abusi o violenze domestiche. Descrivi anche le eventuali motivazioni da ricollegare alla sua scomparsa. Più informazioni dai, maggiori sono le probabilità di ritrovare il minore. Ma c'è ancora molto altro che tu puoi fare per contribuire al suo ritrovamento.
Controlla la sua stanza, il cellulare e il computer e verifica ogni dettaglio utile. Contatta i suoi insegnanti e chiedi di recenti comportamenti insoliti. Aggiorna sempre le forze di polizia su ogni tua attività di ricerca e scoperta. Quando qualcuno scompare, non devi perdere tempo. Chiama subito il numero unico di emergenza 112. 112, mi dica. Abbiamo in linea Fabio da Padova. Prego Fabio. Ciao Mirella, ciao a tutti. No, volevo dire, io ho un nipotino che fa la prima elementare e già dalle elementari addirittura fanno 8 ore a scuola e non è contento, non le piace andare a scuola e non solo lui, anche i suoi compagni dicono che non le piace, cioè 8 ore dentro a scuola, poi hanno 6-7 maestri. Noi da piccoli facevamo 4 ore e avevamo una maestra sola e non penso che siano venuti su una massa di deficienti, che sono dottori, professori, scienziati che sono riusciti a prendere le lauree e tutto quanto. Quindi perché adesso questi bambini vengono messi lì 8 ore? Cioè, capisci che è un impatto psicologico non da poco? E la famiglia non c'è, perché dopo i genitori arrivano a casa la sera tardi, si vedono un'oretta forse e quindi secondo me questo contribuisce molto al fatto che un bambino venga su con dei problemi. Solo questo volevo dire. No, hai fatto bene Fabio, parlavamo proprio prima della tua telefonata con la Presidente Ferrari proprio della scuola, l'importanza dell'istruzione della scuola ma anche della famiglia perché tutto parte da là. Prego Presidente. Allora in risposta alla domanda, all'osservazione che ha fatto il vostro spettatore, mi sento di dire questo. È ovvio che la società è cambiata, non c'è oggi la famiglia tradizionale di una volta dove si viveva tutti insieme, c'erano i nonni, a volte c'erano anche delle zie che facevano da cuscinetto laddove la famiglia non riusciva per motivi di lavoro a seguire il bambino. Questa immagine della famiglia non esiste più, quindi bisogna attrezzarci e l'unica istituzione che può essere vicina alla famiglia dove i genitori devono lavorare perché altrimenti non arrivano a fine mese è la scuola, l'istituzione scolastica che si sta adeguando ma con tempi molto più lenti di quelli che la società richiederebbe. Io credo che il tempo pieno per esempio di per sé non è malvagio, però deve essere strutturato a misura del bambino, che vuol dire soppesare bene l'orario scolastico, le varie materie, vuol dire inserire dei momenti anche di sfogo per il bambino, perché stiamo parlando in questo caso di una scuola primaria, quindi di una fascia d'età molto fragile, perché l'alternativa è che i bambini stiano a casa da soli, davanti alla TV, davanti a un cellulare, che sarebbe molto, ma molto peggio. Quindi bisognerebbe che la scuola facesse quei passi da gigante che la società sta facendo. Poi in relazione alle problematiche dei bambini, è ovvio che sempre più devono diventare essenziali la formazione dei docenti, degli insegnanti, a partire dalla materna, perché alcune problematiche, se vengono intercettate in quella fascia di età, possono ridurre molto poi gli effetti di un'eventuale patologia. Mi viene in mente per esempio tutte le problematiche connesse al disturbo dello spettro autistico, quindi una diagnosi precoce o l'individuazione precoce di un problema anche di abuso è fondamentale, quindi la formazione degli operatori scolastici o di tutti coloro che vengono a contatto con i bambini è fondamentale. Anche al di fuori della scuola, molti bambini fanno attività sportive di vario tipo,
la formazione e sapere a chi vengono consegnati questi bambini per 2 o 3 giorni a settimana è molto importante. Anche perché molti dicono che il bambino non va parcheggiato, il bambino va seguito in questi percorsi anche educativi. Sì. Tu non devi scaricare il bambino, tu lo devi accompagnare nel percorso, devi dialogare col bambino. Ecco, forse manca questo, il dialogo che i bambini vogliono. Perché chiedono sempre, dico Presidente, perché? Perché sono tipico, curiosi. certo. È l'adulto che non vuole Vanno rispondere. stimolati, Perché lui è curioso, vuole capire perché dici sì e perché dici no. Sì. Ma se glielo spieghi lui capisce. sì, Abbiamo Valerio da Bovolenta. Ciao Valerio. Buongiorno Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Io volevo dirti, ricordo di Sumaoro. Sumaoro hanno trovato 3.600.000 lire in casa liquidi. È venuto qua con le braghe rotte, sporche e tutto quanto. Come ha fatto a fare tutti quei soldi? Ecco, e volevo una risposta qua. E dopo ieri sera ho sentito una notizia, non so se sia vero, che hanno detto che quest'anno a dicembre la 13ª è dimezzata. Vi saluto, vi ringrazio. Ciao Valerio. Infatti è quello che dico io, passa questo messaggio. Allora, professor Marella, so che lei sorrideva, ecco, colpisce questo e non colpisce magari qualcos'altro che vediamo tutti i giorni, ecco, da parte anche di chi non ha la pelle scura ma che fa qualcos'altro ed è italianissimo. Però questo ha colpito perché in effetti è stato un caso che ha fatto scalpore. Prego. Sì, io ovviamente Sumaoro non è un problema di diritto internazionale, però diciamo che mi sembra uno che si è integrato molto bene, è riuscito a rubacchiare di qua e di là, ma non, forse un eccesso di integrazione e quindi non ne farei. Sì, dopodiché, ecco, forse il messaggio di fondo dovrebbe essere questo, che immigrato o non immigrato, musulmano, cristiano, ebreo, quello che vogliamo, ci sono delle leggi in questo paese e queste leggi vanno rispettate in maniera uguale da tutti. Basta applicare questo e non ci sono più alcun problema. Dopodiché se Sumaoro è nero, giallo, bianco, verde, dovrebbe essere irrilevante, insomma, ha rubato. Professor Marella, in merito invece a quello che ha detto la Presidente Ferrari, ecco, di questi giovani della scuola, lei è un insegnante, un docente, ecco, cosa dice? Com'è questa scuola? Perché abbiamo intervistato diversi ragazzi e dicono che vorrebbero una scuola che li intrigasse di più, vorrebbero più laboratori nelle scuole. Ecco, loro dicono quello che veramente vorrebbero, se qualcuno volesse ascoltarli questi ragazzi. E io mi ricordo, poco tempo fa ho avuto ospite Oliviero Toscani che ha detto: io mi ricordo quando andavo al liceo una noia unica perché era un liceo noioso. Prego professore, cosa vuole dire? Poi torneremo ai diritti internazionali. È un problema molto delicato questo, perché è vero che ci dovrebbero essere, come si dice, esperienze interattive, però non è possibile fare esperienze interattive se uno non ha ancora imparato niente. Quindi è un punto di equilibrio che sicuramente va raggiunto ai diversi livelli poi in cui si articola la scuola. Adesso, per dire, all'università noi non siamo più nel 2023 l'università che ho vissuto io, dove c'erano queste aule magne a gradoni con gente che era seduta addirittura fuori dalla porta, gente che sveniva per ascoltare un professore che faceva una lezione molto barbosa e che leggeva delle cose. Oggi invece siamo in modalità interattiva, però dopo il primo anno e il secondo anno, perché bisogna prima dare le basi e dopodiché anche noi abbiamo diversi laboratori. Io stesso a Ca' Foscari ho creato un laboratorio, per esempio, di tecnica doganale, materia molto grigia, ma dove gli studenti si divertono moltissimo perché imparano appunto con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e oltre a me a vedere cosa si fa per esportare una merce, ma è un esempio. Vedi che aveva capito che bisognava fare qualcosa in più, professor Marella, che doveva intrigarli, vedi che è riuscito a farlo. Abbiamo Roberto da Salzano, poi continuiamo. Vai Roberto. Buongiorno. Buongiorno. La ringrazio della possibilità di parlare con voi. Volevo parlare della situazione. Non ascoltare la televisione, Roberto, parla solo al telefono. Tanto vi ringrazio che posso intervenire in televisione. Vorrei dire una cosa.
la situazione della donna in Italia, vorrei parlare della situazione della donna che lavora in Italia. Allora, io fortunatamente sono nonno e ho 2 nipoti e li guardo, li seguo. Si dovrebbe trovare una soluzione per il lavoro femminile, perché non è possibile che una donna possa lavorare nei termini che lavora un uomo, ossia delle donne sono poco presenti a casa perché fanno un lavoro particolare. Lei pensi a quella che lavora in una bottega, che parte alla mattina alle 7:30, torna all'1, attacca alle 3, viene a casa alle 8 della sera. Quindi è difficile parlare di lavoro femminile, ossia il lavoro femminile dovrebbe essere un po' staccato dal lavoro maschile, perché i bambini, per esempio, io per esempio mi ritengo un bravo nonno, ma non tutti i nonni sono come me. La possibilità che dovrebbe avere la donna è quella di poter gestire in maniera almeno normale la famiglia. Quindi il lavoro, l'orario delle donne dovrebbe essere gestito. Io le faccio un piccolo esempio, io ho un amico che ha la figlia che lavora in una fabbrica dove il datore di lavoro le dà la possibilità di fare l'orario che vuole, ossia fa sempre le 8 ore però gestite in maniera diversa. Poi noi abbiamo il problema che siamo costretti le donne ad andare a lavorare perché gli stipendi sono bassi rispetto all'Europa. Noi abbiamo delle famiglie che guadagnano 1.200 euro al mese e pagano 400 euro quando vanno all'asilo nido. Quindi la situazione del lavoro femminile, io ho telefonato perché seguivo quel signore che ha telefonato nel dire che le scuole, che non è giusto che i bambini stiano 8 ore a scuola, piuttosto che stiano nella strada è meglio che vadano a scuola. Ma è vero, ma io penso che la soluzione migliore sia quella di trovare una soluzione per il lavoro femminile, perché la mamma è importante per un bambino. Io per esempio la mia moglie ha cominciato a lavorare quando i miei figli avevano uno 12 anni e uno 9 anni. Volevo parlare di un'altra cosa molto distinta, seguivo la trasmissione. Come si fa in un paese come il nostro avere 100 miliardi di debito, di evasione fiscale a fine anno, quando una manovra è di 24 miliardi? Pensa che la nostra evasione fiscale è 4 volte una manovra. Questo è il problema dell'Italia, ci sono molti evasori fiscali. Volevo sentire un'opinione, la saluto, la ringrazio. Abbiamo fatto tutta la trasmissione ieri sull'evasione fiscale che nessun partito ha coraggio di colpire, né di destra né di sinistra. Se guardi la trasmissione di ieri forse capirai molte cose. Grazie Roberto. Allora, per parlare invece di diritti internazionali vorrei capire, professor Marella, anche per rispondere e commentare le parole della Presidente Ferrari, cosa prevede questo diritto internazionale in fatti di scomparsa. C'è un diritto internazionale, c'è un diritto civile, perché se non ci spiega lei noi non riusciamo a capire mai niente, e andare sui libri bisogna essere anche competenti e saper leggere qualcosa di utile. Prego, perché in internet si fa solo che confusione, perciò sentiamo cosa ci dice il professor Marella. Beh, insomma, ovviamente il tema dei bambini è oggetto di diverse normative, si va dalle adozioni internazionali, ma soprattutto quella più importante direi che è la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989. Quindi ci sono ovviamente delle normative internazionali che cercano di tutelare il fanciullo, ma poi ricordiamoci che l'attuazione di queste norme internazionali è nelle mani dei singoli stati, quindi torniamo al discorso di prima, non è che c'è la Convenzione internazionale e quindi abbiamo risolto il problema. La Convenzione internazionale è, se volete, una sorta di contratto tra stati, dopodiché gli stati che sono parte di questa Convenzione internazionale la devono attuare. C'è chi la attua meglio, c'è chi la attua peggio, normalmente ci sono anche degli organi di controllo internazionali di queste convenzioni, perché la Convenzione di New York ovviamente fa parte del cosiddetto Codice internazionale dei diritti umani, quindi insomma c'è un certo monitoraggio, però ecco, quando parliamo di diritto internazionale, sottolineo, ricordiamoci che sono gli stati i principali protagonisti di queste norme, non c'è l'ONU oppure un'entità superiore, no, che arriva e mette a posto le cose. No?
come diceva la signora prima, vanno là e sistemano le cose. Ma cosa vuol dire vanno là e sistemano le cose? Che invadono Israele, no, per sistemare le cose? Cioè, non funziona così. Il diritto internazionale è appunto vuol dire un dialogo continuo, stipulare dei trattati, stipulare delle convenzioni, andare in organizzazioni internazionali per discutere dei problemi internazionali. Di meglio per il momento l'umanità non è riuscita a fare, quindi questo in sintesi. Grazie professore, sentiamo come commenta Presidente Ferrari, poi sentiamo la telefonata. Allora, prego. Riguardo come viene gestita la scomparsa del minore nei vari stati, io mi sento di dire due cose. Che noi siamo un passetto indietro rispetto agli altri per quanto riguarda la diffusione degli appelli. Ci sono stati dove noi andiamo negli aeroporti e già sui tabelloni degli aeroporti viene messo l'appello di scomparsa del minore, piuttosto che sul dispositivo del bancomat. Questo perché noi in Italia abbiamo un grosso, dal punto di vista nostro, handicap, che è quello di una tutela della privacy che a volte prevale su quello che magari è l'interesse di ritrovare il minore. Per cui, per esempio, per poter mettere la foto di un minore sul bancomat, lo Stato italiano ha fatto un accordo con Euronet, quindi c'è la possibilità di metterlo. Abbiamo bisogno dell'autorizzazione del genitore, che potrebbe anche dire no, perché magari teme di sottoporre il figlio a un'attenzione che ritiene non giusta. Che può ritorcere, esatto, diciamo. Questo. Poi purtroppo in generale, quindi uscendo proprio strettamente dal campo dei minori, noi abbiamo grosse difficoltà quando scompare una persona all'estero. Senza parlare della sottrazione di minori da parte di un genitore in caso di separazione, che è veramente un problema grosso, perché appunto ogni Stato è sovrano e anche se esiste una sentenza in Italia che il bambino debba stare con la madre o se è andato via con la madre si debba dare al padre la possibilità di frequentarlo, di viverlo. Ogni Stato è sovrano e quindi non sempre gli Stati poi si mettono a disposizione nell'intercettare la persona con il minore. È quello che diceva il professor Marella, bisogna vedere perché da Stato a Stato. La interrompo un secondo, Presidente, se no mi cade la linea. Abbiamo Giulia da Venezia. Vai Giulia. Mirella, ciao, buongiorno a tutti, ciao. Ai tuoi cari ospiti che hai là, in particolare al professore. Allora Mirella, volevo dire che visto che la Giusy l'ha detto, io l'avrei detto lunedì perché ho chiesto a mia figlia cosa vuoi che gli faccia gli auguri prima del tempo e lei ha detto no, fagli lunedì, ma visto che la Giusy l'ha detto che gli faccio anch'io oggi, Mirella. Ecco, tanti auguri. Grazie, io dico sempre grazie. Poi, Mirella, volevo dire qualcosa al professore Marella, che è una persona, una grande personalità. Professore, ma con tutti quegli anni che sono messi così, che sono sempre in guerra, ma non c'era modo di mettere a posto quella situazione prima di arrivare a questi momenti con tutti quegli innocenti bambini, donne, anziani che ci sono, che non le dico guardare, proprio mi stringe il cuore. E allora dico, ma con tutti quegli intelligentoni che ci sono nei governi, anche qua da noi, che dicono siamo andati in Africa, qua e là, ma non c'era modo di mettere a posto prima. Invece sono cose volute queste, professore, perché adesso se per caso entra anche l'America, e noi cosa facciamo se siamo suoi alleati? Ma io sono veramente sconcentrata, professore, mi dica qualcosa. La saluto, professore. Cara la nostra Giulia, un abbraccio. Allora, prima di dare la parola per commentare le parole di Giulia, terminiamo con la Presidente Ferrari, discorso importante che faceva sulle persone scomparse, che l'Italia è un po' arretrata. Come al solito, Presidente, dico io, lo aggiungo io, prego. No, diciamo che la privacy è un grosso problema per tanti aspetti della scomparsa. Questo per quando i minori entrano in Italia, che non si possono diciamo, identificare in un modo corretto, per poi capire
capire quando scompaiono i minori non accompagnati dove vanno a finire. E invece, sempre parlando di rapporti internazionali, noi abbiamo dei grossi problemi con le scomparse all'estero perché purtroppo non viene riconosciuto lo stato, per esempio, di salute della persona. Faccio un esempio molto pratico. Noi abbiamo molti giovani, ma anche non sempre giovani, che soffrono di malattie psichiatriche, che si allontanano e raggiungono altri stati. E magari noi sappiamo che sono in quello stato, non dove sono esattamente. Quando noi cerchiamo di sensibilizzare le forze dell'ordine rispetto che le intercettano, perché loro sono molto attenti agli stranieri, quindi chiunque entra in un determinato paese, mi viene in mente la Norvegia, la Svezia, viene prima o dopo fermato e identificato. Allora, sono paesi che sono nel trattato di Schengen, che ha la possibilità di vedere che c'è una denuncia in Italia di scomparsa, e noi vorremmo che questa persona non venisse solo identificata, ma che venisse trattenuta il tempo necessario perché la famiglia lo raggiunga. Questo non avviene perché sono maggiorenni, perché sono persone libere, e finisce 90 volte su 100 che questi poi danno di matto, combinano qualcosa, fanno anche danni gravi, finiscono in psichiatria, e allora a quel punto la famiglia se li va a prendere. Ma dopo che è successo tutto questo, noi vorremmo prevenzione, praticamente. Esatto, anche perché queste famiglie devono poi sostenere dei costi veramente, cioè mi viene in mente un ragazzo che ha distrutto le vetrate di una stazione, e la famiglia si è trovata a dover sostenere le spese del processo, che è stato fatto subito, delle vetrate della stazione, i viaggi avanti e indietro da là. Le famiglie a volte non riescono. E chi paga se la famiglia non riesce? No, deve trovare i soldi, fa i debiti. Mirella, si fa un mutuo per quando è evidente, un mutuo per pagare i danni del figlio. Capito? Che è fuori di testa. Ma sì, ma neanche per problemi, cioè neanche per colpa sua, voglio dire, che se hai una patologia. Allora, professor Marella, come commenta le parole della nostra Giulia e soprattutto anche quello che ha detto la Presidente Ferrari? Qui l'Italia arretrata, io ne so qualcosa, ha portato via 200 fragilità, non le dico per le liberatorie, e questa privacy che la mettono dove vogliono loro e dove servirebbe magari non c'è, perché funziona così, dobbiamo anche dirlo. In una gita di piacere ho dovuto fare 200 liberatorie, perché eppure ancora qualche genitore, ecco, non la firma perché viene strumentalizzato il figlio. A mio avviso è lui che lo strumentalizza nel momento che lo mette da parte, che non lo fa divertire e far sentire uguale agli altri. Prego, professor Marella. Dunque, brevemente direi innanzitutto complimenti alla Presidente Ferrari per il lavoro che fa, perché è un lavoro veramente eccezionale e che riguarda tutti, e lo fa evidentemente con passione e senza alcun lucro personale, lo fa veramente per generosità verso tutti noi. Quindi come dicevo, mi ricordo un po' Gino Strada, sono queste persone straordinarie che abbiamo in Italia, e non solo, a cui dobbiamo molto, ma di cui spesso insomma un po' ci dimentichiamo il lavoro quotidiano che fanno, e che veramente poi quando siamo in difficoltà sono loro che vengono ad aiutarci, quindi complimenti davvero. Venendo alla questione della signora Giulia, che ringrazio per la domanda, come dire, ho una risposta ottimistica e una pessimistica. La risposta ottimistica è quella per cui il diritto internazionale, diceva un grande studioso, Benedetto Conforti, è come dire una gabbia che contiene dei limiti all'uso della forza degli stati. Quindi un mondo senza diritto internazionale sarebbe in guerra totale, sarebbe la guerra di tutti contro tutti, di cui Thomas Hobbes ci ha scritto già tutto quanto nel 1600. Quindi le guerre che vediamo sono in fondo statisticamente, come dire, rilevanti, ma minori rispetto a quelle che ci sarebbero se non ci fossero almeno queste regole internazionali e soprattutto queste organizzazioni internazionali che servono proprio a discutere. Quindi quando si arriva al conflitto armato non pensiamo che sia così da un giorno all'altro, in realtà c'è una storia dietro.
Ci sono però situazioni, e questa è la risposta pessimistica, dove la storia dietro però non è in linea con il diritto, ma è in linea con scelte politiche di questo o quel leader. La questione israeliana è chiara, lo ha detto anche il segretario generale dell'ONU. Ora, fermo restando questi attacchi terribili che Hamas ha fatto in Israele, dove ha ammazzato gente innocente e che sono ovviamente imperdonabili, però lo stesso segretario generale dell'ONU ha detto, però ricordiamoci che questo, come dire, è l'ultimo atto di una fase che è iniziata 50 anni fa, dove Israele, anziché restare nei confini assegnati dall'ONU, ha cominciato a occupare dei territori e a colonizzare determinati territori. Non è la striscia di Gaza, però in questi territori sono state commesse atrocità, ovviamente di cui peraltro i giornali non hanno quasi mai parlato, ma che hanno fatto da detonatore sulla questione. Quindi, come si vede, questo conflitto è molto più profondo e molto più complesso di una mera così azione terroristica. Lo stesso vale per la questione tra Russia e Ucraina. Non è così che il giorno si è svegliato la Russia ha deciso di invadere l'Ucraina, c'è una storia dietro, è una storia di politica internazionale, dove appunto, lo hanno detto tutti, compreso Henry Kissinger, era stata promesso all'Unione Sovietica che la NATO non si sarebbe espansa fino ai confini dell'Unione Sovietica, della ex Unione Sovietica. Cosa è successo? È successo che Polonia, Ungheria sono entrati nell'Unione Europea, poi sono entrati nella NATO, e quindi a un certo momento questa cosa ha fatto saltare i nervi a Putin, che è un funzionario sovietico, non dimentichiamocelo, lui viene fuori dall'Unione Sovietica, ha 67 anni, non è un funzionario, come dire, della Russia post-sovietica, è un funzionario sovietico. E quindi è scattata l'operazione militare speciale. Quindi, come si vede, le regole ci sono, però poi la politica internazionale spesso produce questi mostri che portano a delle guerre, perché i politici, spesso ignoranti di diritto internazionale, cosa fanno? Cominciano a vedere che ci sono dei giacimenti di terre rare, per esempio, in una certa zona, e allora cominciano a pensare di invadere quella zona. Ci sono i politici che pensano che il diritto internazionale non serve a niente. Diciamo che spesso questo avviene in alcuni ambienti così di politologi statunitensi, però abbiamo visto i disastri che sono stati creati. Quindi, come vedete, la risposta ottimistica è che meno male che c'è un diritto internazionale, perché contiene, quantomeno, tiene ferme molte delle questioni, oppure molte delle voglie di azione di molti stati. Ma non può ovviamente funzionare al 100%, per cui delle volte ci sono dei momenti di esplosione che sono dovuti, ripeto, a questioni di politica internazionale e che poi si rivelano quelli che vediamo. La questione di Israele e di Hamas, per esempio, vi faccio un altro esempio. Un mio collega dice che è impossibile che ci sia una estensione ad altri paesi limitrofi, ma è sotto gli occhi di tutti, l'ha detto anche il Papa, che il rischio c'è, perché se altrimenti cosa ci fanno? 2 portiere americane davanti a Gaza, no? Quindi chiaramente lì la questione è pericolosissima e la dovremo vedere nei prossimi giorni, sperando che ci sia una soluzione pacifica che venga fuori senza far saltare i nervi a tutti. Ma da questo capite anche qual è stata la mossa di Hamas, gruppo terroristico, la quale ha visto che tra Israele e i paesi arabi si stavano sviluppando degli rapporti nuovi, pacifici, e ha deciso di far saltare il banco, proprio perché se Israele e i paesi arabi cominciano ad andare d'accordo, allora loro perdevano qualunque ragione di... Professore, mi scusi, lei sta spiegando molto bene, siamo nel 2023 e questi grandi della terra, perché sono loro, decidono di uno contro l'altro. Però alla fine qual è l'obiettivo? Perché basta un niente per farci sparire tutti. Dove vogliono arrivare? Allora lei ha detto una cosa importante. Che business c'è sotto di territori ricchi, ricchissimi, che forse è quello il traguardo, arrivare sempre più in alto. Non è il bene delle popolazioni, è avere sempre più territorio, sempre più pietre preziosi, l'oro nero, e questi territori che veramente hanno di tutto e di più, perché saremo un mondo meraviglioso, ce ne sarebbero per tutti, però ognuno deve fare la torta. Adesso la torta se la stanno dividendo in quanti? Questa torta meravigliosa di cui facciamo parte tutti? Pochissimi, perché non gli basta
basta mai quello che hanno, perché le guerre servono a questo, ad arricchirsi sempre di più, a diventare sempre più forti con più territori. Ma il buonsenso dove sta? Eppure lei ha detto molto bene, per fortuna che c'è un diritto internazionale che bene o male. Ma se non lo dice lei, quanti lo sanno questo, professore? Perché c'è trasparenza sull'informazione, come dice lei, dove dovrebbe veramente esserci, per aiutare a capire che fortunatamente abbiamo anche questi personaggi che cercano di mediare, che studiano questo sistema di mediazione. Prego, professore, ma il buonsenso dove sta, professore? Il buonsenso credo che in questo momento sta solo nel segretario generale dell'ONU, Guterres, il quale ha detto delle cose molto giuste, il quale ovviamente si sta sbracciando per cercare di gettare acqua su questo conflitto pericolosissimo. E la cosa un po' grottesca è che Israele gli ha detto che gli toglie il visto d'ingresso a Israele, cioè, siamo ovviamente a cose ridicole, ma che ripeto ha fatto così anche Trump quando la procuratrice generale della Corte Penale Internazionale ha cominciato a dire che avrebbe indagato in Afghanistan sui crimini di guerra commessi da tutti, compresi gli americani. Quindi qua bisogna appunto dare più fiducia a chi opera nel diritto internazionale, soprattutto nelle organizzazioni internazionali, e invece però ovviamente questo è il momento storico in cui viviamo, non è che sia così semplice. Allora adesso torniamo ai scomparsi, andiamo a vedere questo video, persone scomparse. Ogni anno aumenta il numero degli scomparsi. La maggioranza viene ritrovata, gran parte nella prima settimana. Quando qualcuno scompare, contatta immediatamente le forze dell'ordine. Chiama il numero unico di emergenza 112 oppure rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Il commissario straordinario del governo per le persone scomparse sovrintende al coordinamento strategico di tutte le ricerche a livello nazionale, ma è il prefetto del capoluogo di provincia, dove è avvenuta la scomparsa, che attiva le ricerche sul proprio territorio secondo un piano provinciale disponibile anche sul sito ufficiale della prefettura. Fornisci alle forze di polizia le generalità dello scomparso, una sua fotografia recente e altri dati utili in tuo possesso. Fornisci il suo numero di cellulare e il modello dell'apparecchio. Descrivi come era vestito, il colore degli occhi, dei capelli e ogni altro dettaglio utile a riconoscimento. Avverti se è affetto da patologie mediche o disabilità e se fa uso di farmaci. Descrivi anche le eventuali motivazioni da ricollegare alla scomparsa. Più informazioni dai, maggiori sono le probabilità di ritrovare la persona che cerchi. Grazie alla tua tempestiva denuncia, le forze di polizia possono immediatamente attivarsi. Raccolgono la denuncia e compilano la scheda denominata RISC con tutte le informazioni sullo scomparso e la inseriscono nella banca dati nazionale delle forze di polizia. Così si può risalire facilmente allo scomparso, sia in Italia che all'interno di tutta l'area Schengen. Per le ricerche fuori dall'Unione Europea, le forze di polizia chiedono al Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, Ufficio Interpol, di inserire la scheda della persona scomparsa, conosciuta come Yellow Notice, nel database internazionale. Attivano subito le operazioni di ricerca, verificando ospedali e obitori. Controllano le attività sul telefono cellulare e sui social network dello scomparso. Informano di tutto il prefetto competente per il territorio e, se necessario, l'autorità giudiziaria. La prefettura avvia il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinando le operazioni sul campo delle squadre delle forze di polizia, della protezione civile e di organizzazioni di volontariato. Ma c'è ancora molto altro che tu puoi fare per contribuire al ritrovamento di una persona scomparsa. Controlla la sua abitazione e chiedi informazioni ad amici e conoscenti. Aggiorna sempre le forze di polizia su ogni tua attività di ricerca e scoperta. Puoi realizzare dei manifesti con la fotografia dello scomparso, indicando un numero per contattarti. Diffondili nel quartiere attraverso i giornali o nei luoghi pubblici. Puoi rivolgerti alle trasmissioni radio-televisive specializzate sull'argomento. Ma ricorda,
Non essere indifferente e offri il tuo aiuto. Se una persona scomparsa viene ritrovata è anche grazie a te, se sei attento e responsabile. Quando qualcuno scompare, non devi perdere tempo. Chiama subito il numero unico di emergenza 112. 112, mi dica. Complimenti Presidente Ferrari per questi video che fanno capire molte cose. Ecco, questa è trasparenza. Come mi posso muovere? Cosa posso fare? Perché tutti dobbiamo metterci in gioco, non è che il gioco vale solo per qualcuno, tutti quanti. Ad esempio coinvolgere, come mi spiegava adesso lei, più la polizia municipale, controllare magari le mense, le Caritas, queste associazioni di volontariato, perché è molto importante. Dove spariscono? Dove sono tutte queste persone? Per carità c'è la montagna, ci sono i problemi, ma tutte le altre, è possibile che siano tutti morti? Prego Presidente. Allora, noi ovviamente stiamo cercando di lavorare in rete con tutto quello che il territorio fornisce, quindi la Caritas, piuttosto che altre associazioni, la Ronda della Carità che va in giro per le strade di notte a fornire le coperte, qualcosa di caldo, perché certamente molti scompaiono perché sono in uno stato psicologico confusionale e poi non riescono più a tornare a casa e finiscono magari a vivere nelle stazioni, sotto i ponti. Io sono stata sotto uno dei cavalcavia di Padova in una delle ricerche che abbiamo fatto nella zona padovana e mi si sono drizzati i capelli in testa, perché lì ci sono proprio delle favelas di persone che potrebbero essere una persona scomparsa. Quindi è importante che vengano individuate, capire se è proprio una loro volontà di vivere così, e ci sta. Siamo tutti liberi, no, di decidere, Mirella, ognuno... certo. Io posso a un certo punto decidere che non voglio più alzarmi a 5:45 la mattina e voglio vivere di quello che la natura mi offre. L'importante è che lo faccio proprio come libera scelta. E quindi anche con alcune comunità, tipo quella di Sant'Egidio, che gestisce tra le mense più importanti di Roma, qualche caso di individuazione è stato fatto. Quindi io continuo a portare avanti questa battaglia di un coinvolgimento maggiore delle polizie locali, che hanno la possibilità, soprattutto nelle grandi città, mi viene in mente Padova, Verona, insomma parlando del Veneto, Treviso, di andare a censire questi senza tetto. Ma non per un'azione punitiva, di stigmatizzazione, perché stilando una scheda con le caratteristiche, se poi loro qualche informazione piccola la riescono ad andare e confrontarla con la banca dati degli scomparsi. Perché non è la prima volta che trovate qualche persona. Ma certo, in queste... a Roma è successo già. Avete sentito, perciò ognuno di noi deve fare qualcosa. So che lei voleva fare anche un appello per una persona scomparsa. Prego, a Presidente. Cadoneghe. Allora io colgo l'occasione per dire questo. Noi abbiamo Walter Figallo che è scomparso a marzo di quest'anno da Cadoneghe, un signore che tra l'altro era un professore con una mente eccelsa. Io ho avuto modo di parlare con i familiari, era una persona speciale, molto speciale, che ha avuto un problema cognitivo importante, una malattia per la quale a un certo punto lui non era più se stesso. E si è allontanato alla fine di marzo, non può aver fatto molta strada perché non era in condizioni di fare molta strada, però non è più tornato a casa. Ora, l'ipotesi A è che sia finito nel Brenta, ma a distanza di mesi il Brenta, di solito il fiume, come dice il comandante dei Vigili del Fuoco, è galantuomo, restituisce. Questa restituzione non c'è stata. L'alternativa B è che Walter si sia rifugiato, riparato in qualche sottoscala, in qualche casottino, magari di qualche casa disabitata. Allora, io so che la famiglia ha chiesto alle comunità parrocchiali della zona, Cadoneghe e dintorni, di fare un appello a tutti i cittadini. Io mi sento di farlo oggi. È ovvio che non si può andare nelle proprietà private, quindi chiedo a tutti i cittadini di Cadoneghe e dintorni di controllare nelle proprie proprietà se hanno un casottino, un sottoscala, un qualsiasi cosa dove non vanno spesso, di andare a controllare
che non ci sia un cittadino che passeggia, che va magari a fare una passeggiata, se vede qualche certo, qualcosa, noi vorremmo che venisse trovato vivo, ma diciamo che siamo anche molto realistici e le energie le indirizziamo anche perché, ricordo, lo sottolineo, 1000 volte e lo hanno sottolineato tutti quelli che sono venuti da te prima, mi viene in mente Stefania Bonduan, Centro. Per le famiglie di scomparsi è importantissimo ritrovare anche il corpo, perché altrimenti si vive in un mondo di sospensione che è più terrificante di un lutto. È una bolla che non riesce a uscire, perché non è un lutto, perché a un certo punto sì. tu hai la certezza che la persona non c'è più per tutta una serie di motivi, ovviamente non è così per tutti, però hai bisogno di un luogo dove mettere un quei cero. genitori con la Marianna che sperano sempre che torni, che suoni il campanello e che aprire la lei porta dica, e che sono lei qui. Ritorni. Allora ringrazio tanto, ma tanto Daniela Ferrari, Presidente Penelope Veneto. Professor Marella, come ci saluta e se mi permette di dare i suoi dati alla Presidente che avrebbe piacere di interloquire con lei. Prego. Guardi, ne sono orato, ma ascoltando proprio queste ultime parole mi è venuta in mente, potrebbe essere così citata a mo' di conclusione, un'altra convenzione internazionale molto importante che spesso viene dimenticata, non dalla Presidente Ferrari ovviamente, ma da molti di noi, che è la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata. E questi sono fenomeni che avvengono purtroppo durante le guerre e non solo confermano appunto tutta l'importanza di quanto è stato detto, ma vi vorrei solamente citare nel preambolo di questa convenzione che si parla proprio del diritto di ciascuna vittima a conoscere la verità riguardo le circostanze di una sparizione forzata e al destino delle persone scomparse, nonché appunto la libertà di ricercare e diffondere informazioni a tal fine. Quindi diciamo che a conferma appunto di quello che si diceva e ovviamente questa convenzione internazionale venne adottata dopo la grande questione dei desaparecidos in Argentina, quindi è una storia diciamo un po' diversa dalla nostra. Però voglio dire, il fatto che ci sia suggella proprio tutto quello che è stato detto fino adesso, quindi io vi ringrazio dell'invito a questa trasmissione e quindi vi ripasso la parola. Grazie. Allora salutiamo anche il professore Fabrizio Marella, docente di diritto internazionale all'Università Ca' Foscari di Venezia. Come chiudiamo, Presidente Intanto Ferrari? volevo farti questo dono, Grazie. che è il libro scritto dalla sorella di padre Michele Bottacin di Loreggio, provincia di Padova. Grazie Presidente, graditissimo, veramente grazie, perché sono libri molto importanti, che forse fanno capire l'importanza di fare anche comunità, di aiutarci uno con l'altro. Una goccetta la possiamo mettere proprio stando attenti anche a quello che ci succede attorno. Grazie, andiamo in pubblicità. Presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Mario Sanso, che voi conoscete, delegato provinciale CONI Treviso, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Grazie Sanso di essere qui con noi. Saluto anche Andrea Girardi, sindaco di Minerbe, collegato con noi. Grazie sindaco anche a lei di essere qui con noi. Allora io partirei proprio con lei, perché dopo con Mario Sanso parleremo di tutto e di più con questo percorso che stanno facendo con queste Olimpiadi, ma con quello che vediamo in questi giorni meglio che sia andata così. Sindaco, coperta o proprio un coriandolo di coperta per dare risposte a tutti i cittadini, visto che siete l'unico veramente punto di riferimento che hanno e che riescono veramente a parlare con voi. Prego sindaco, e siete voi che abbiamo visto in prima linea con queste divise della protezione civile, mentre gli altri sono al caldo, al fresco, tranquilli e beati. Prego sindaco. Buongiorno, intanto grazie dell'invito, mi fa sempre piacere partecipare a questa trasmissione, insomma, anche perché mi piace proprio il titolo, Sveglia Veneti. A volte insomma abbiamo bisogno tutti quanti di essere un pochino, come dire, scrollati, perché ci dobbiamo un po' svegliare davvero. Ma guardi, io adesso, noi
insomma, come sindaci aspettiamo sempre la definizione, cioè che ci arrivino effettivamente le carte in cui ci comunicano cosa ci dovremo aspettare negli anni a seguire. Certo è che io sono sindaco dal 2016 e devo dire, a parte qualche anno in cui c'è stata un po' più di disponibilità economica, perché comunque insomma le maglie di Roma si sono un po' allargate, ma neanche tanto, perlomeno non si sono ristrette come sempre, in cui abbiamo potuto con queste risorse dare un po' delle risposte che i cittadini si aspettano. Davvero adesso sta diventando molto complicato, parlano addirittura di reintrodurre il patto di stabilità, e quello andrebbe davvero a minare anche l'esecuzione delle opere importanti di cui abbiamo bisogno. Lo vediamo, le nostre scuole ormai hanno bisogno di essere sistemate, ricostruite. È vero che abbiamo meno ragazzi, però non è che quei pochi ragazzi che ci sono possiamo lasciare degli edifici fatiscenti e che hanno problemi. Tra l'altro investire adesso nelle nuove costruzioni permetterebbe di avere poi dei risparmi dal punto di vista energetico, perché insomma alla fine anche i comuni pagano le bollette, ne pagano tante, soprattutto perché abbiamo degli impianti molto spesso vecchi. Noi per esempio il palazzetto dello sport, visto che c'è il delegato del CONI, abbiamo effettivamente un bellissimo palazzetto costruito negli anni 90, a fine anni 80 con i fondi per i mondiali di calcio. Però abbiamo ancora la stessa caldaia di allora, perché ad oggi non abbiamo ancora avuto la forza e la disponibilità economica di poterla cambiare. Quindi parliamo di una caldaia di fine anni 90, di fine anni 80 che consuma molto di più, è molto meno efficiente di quella che potrebbe essere una caldaia moderna. Però siamo davvero in difficoltà. Io da quando sono sindaco sento sempre dire i sindaci sono il nostro orgoglio. Chiaramente lo sento dire da chi sta sopra di noi: i sindaci sono in prima linea, i sindaci sono il nostro orgoglio, però non viene mai fatto niente per metterci nelle condizioni di dare le risposte che i nostri cittadini si aspettano. Però, c'è stato il scusi, Covid sindaco, mi fa piacere che lei dica questo, Girardi, ma lei fa parte di un grande partito che ha il governo. E all'interno del governo c'è il Parlamento, dove abbiamo eletto senatori e onorevoli anche del territorio, per non parlare anche quelli che sono in Europa. Ma lei riesce ad avere un dialogo con questi senatori onorevoli del nostro territorio? Perché io ho tutti i sindaci che vengono ospiti, del quale lei lo sa, io ho il massimo rispetto indipendente del colore politico, perché sono quelli che ci mettono la faccia, quelli che veramente cercano di dare delle risposte, però sono diretti come lei, quasi tutti, che dicono quel pane, pane, al vino, non ci ascoltano. È vero o non è vero, sindaco? Ma io credo... A me sembra, ecco, se posso, cerco di chiarire una cosa, no? Quando io sono diventato sindaco, chiaramente prima ho fatto il consigliere d'opposizione, no? In cui, guardate, dovete fare così, si può risolvere quel problema lì, dobbiamo cambiare, dobbiamo gestire meglio, noi ce la faremo. Poi quando entri e cominci a governare ti scontri con un meccanismo che è fatto da dipendenti pubblici che effettivamente sono loro a governare. Quindi se nei nostri piccoli comuni riusciamo ad avere comunque un dialogo e collaborare con i dipendenti pubblici nostri e riusciamo a ottenere dei risultati, per carità, insomma, cioè io anzi sono molto contento dei dipendenti che ho, perché insomma sono persone che davvero ci mettono l'anima in quello che fanno. Però non posso dire lo stesso di dipendenti di altri enti con cui mi sono trovato, perché chiaramente il problema più grosso sta proprio negli uffici, nei funzionari dei vari settori. E immagino nel piccolo nostro, quando ti scontri con la provincia, con la regione, immagina cosa può accadere a Roma. Quindi posso anche comprendere la difficoltà di chi una volta eletto non riesce a trovare soluzioni, perché prima deve trovare gli accordi politici, una volta che ha trovato gli accordi politici deve convincere i funzionari ad ascoltarli e poi a fare quello che devono fare. Quindi è davvero una corsa in salita, però io dico sempre che
se uno ha voglia di correre, ha voglia di partecipare a questa corsa e quindi quando va a Roma ci mette l'impegno, come dire, magari qualche chilometro lo fa. Se qualcuno si arrende prima, oltre a scaldare il posto e a gonfiare il conto corrente, non è che fa. Io devo dire che sommato mi è capitato poche volte durante il mio mandato di avere necessità di confrontarmi con gli uffici, di avere delle problematiche tali per cui dovevo confrontarmi con Roma. E devo dire che fra 25, adesso non mi ricordo, tra onorevoli insomma, del mio partito, qualcuno che mi dava una mano l'ho sempre trovato. Quindi, per esempio, ho avuto un problema con la scuola, ho sentito l'onorevole Corre, che era della vostra zona, effettivamente una persona che mi ha dato una mano per quello che ha potuto. Chiaro che un tema grande, e infatti io ho testato molto anche la riforma che è stata fatta, è proprio questa, perché in Veneto siamo più di 500 comuni, se ci sono 20 onorevoli che ci rappresentano, io ho 20 persone con cui posso cercare di interagire. Se noi andiamo a ridurre queste persone al di là dello schieramento politico, diventa difficile anche per loro poter dare risposte. Sì, però vede Sindaco, il problema è che voi ci mettete la faccia indipendentemente che degli impegni che avete sono veramente tanti, mentre più di qualcuno di loro con la scusa delle commissioni ci mette la faccia pochissimo, perché proprio confrontarsi con il pubblico, col cittadino diventa impegnativo, perché il cittadino esige di risposte, vuole l'ascolto, allora capisce che il cittadino si allontana sempre più anche dalla politica perché non li vede e non li sente. Dovrebbero imparare dai vecchi politici, famosi democristiani di una volta, tipo Tina Anselmi, che quando tornava da Roma girava per il suo paese e diceva: loro mi hanno eletto ed è giusto che io li ascolti. Vado però da Mario Sanso, perché è una persona che si confronta con questi politici, con questi amministratori, è il nostro Mario Sanso, che è un mediatore unico. Lo consiglierei proprio i politici come mediatore. Allora, cosa sta succedendo anche nel mondo dello sport? Perché noi parliamo di giovani, parliamo, come ha detto giustamente il sindaco Sigo a Paesta, ma con la caldaia che non riesco a cambiarla, e magari fondi destinati a cose impossibili che si trovano. Prego Sanso. Sì, buongiorno intanto al sindaco di Minerve. Io condivido e capisco benissimo tutto quello che ha detto per quanto riguarda tutto l'aspetto legato al proprio comune e alle difficoltà che ha. Però non è che io sono consigliere comunale di opposizione in questo momento dove abito, ma ho fatto l'assessore allo sport nei 5 anni precedenti. E dunque mi ha molto colpito effettivamente il discorso della caldaia, perché anche noi avevamo un palazzetto dello sport, ma abbiamo cercato in tutti i modi di cambiarla, perché veramente abbiamo ridotto in maniera spaventosa il consumo energetico, nonostante gli ultimi anni qui la bolletta è andata sullo stesso, pertanto capisco il suo problema. E poi anche il problema futuro, perché condivido che anche personalmente ho sentito che forse verrà introdotto il patto di stabilità nuovamente e dunque per loro, pertanto per loro capisco le problematiche che hanno. Nel mio ruolo di delegato provinciale del CONI, con l'occasione a provincia di Verona c'è il mio collega Stefano Gnesato, noi proprio come mission abbiamo quella di interloquire con i comuni. Perciò nel caso specifico di Treviso noi siamo oltre 90, ma una buona parte mi sono già incontrato, ma non ho incontrato per delle problematiche che possono nascere. E ho sempre cercato di, come si può dire, di suggerire e di comprendere le varie problematiche, chiaramente solo quelle legate allo sport, che poi vanno anche a toccare anche aspetti sociali,
altri aspetti all'interno del comune, e so di queste difficoltà. E il confronto com'è con questi amministratori che hanno come, ripeto, non hanno la coperta ma un coriandolo, sto parlando di vari sindaci più o meno fortunati del territorio? Molto franco, oserei dire, molto franco, e loro hanno molto, diremo, rispetto, ma è una parola troppo forte, insomma, ecco, nel senso dell'istituzione che rappresentiamo, che io rappresento, e pertanto dunque c'è questo dialogo e cerchiamo di venirne fuori, anche perché qualsiasi impianto sportivo, qualsiasi cosa che riguarda un impianto sportivo, anche la costruzione stessa dello spogliatoio, di uno spogliatoio, necessita del parere del CONI. E allora, pertanto... però Sanso, mi scusi, allora abbiamo sentito questi sindaci che non riescono a cambiare la caldaia in una palestra, il CONI che è entrato proprio a pieno diritto nella Costituzione, però non ci sono le risorse per finanziare queste attività sportive che sono alla canna dal gas, detto dal presidente del CONI, che specialmente qua nel Veneto soffrono di carenza di soldi, ma poi troviamo che, appunto, parlando di Olimpiadi, per carità, con tutto il rispetto che abbiamo per le Olimpiadi, si trovano montagne di soldi per fare un qualcosa che durerà magari 15 giorni, 20, e che non si hanno i numeri certi di quello che sarà il successo, perché sono numeri campati in aria, perché la verità non ce l'ha in tasca nessuno fino a prova contraria che finiscono le Olimpiadi. Allora, come mai per certi importanti anche appuntamenti si riescono a trovare sponsor, finanziamenti, e per quello che è veramente l'attività del mondo dello sport che parte dalle scuole, perché parte da là, da questi ragazzi che fanno fatica anche a fare l'iscrizione perché molte famiglie non hanno soldi, adesso si paga, l'ha detto, non so se lei o chi ospite, anche fare calcio costa. Lei ha avuto il coraggio di chiedere questi agli oratori dove ci sono questi campetti o i comuni, dateceli a noi che ci arrangiamo noi, è stato il primo che ha detto una cosa sensata, cercate di capire che ci siamo anche noi e possiamo interloquire. Ecco, come mai questo dislivello? È un problema effettivamente. Diciamo che soprattutto dopo anche il periodo del lockdown, nonostante appunto questo periodo abbiamo avuto in cui lo sport è stato sacrificato perché non è stato considerato come un'attività fondamentale, e dunque ecco, io dico sempre, vorrei parlare con le persone disabili che non hanno potuto fare sport tutto in quel periodo là, cosa ne pensano di questa cosa, perché gli hai tolto proprio la cosa fondamentale per loro. Ma al di là di tutto questo c'è stato un ritorno, diremo, all'attività sportiva, un ritorno all'attività sportiva in molti casi non strutturata, nel senso di un'attività sportiva libera, senza che la persona si iscrivi a un'associazione sportiva, molto libera. Prova ne è che oltre i 50 anni si è calcolato che c'è stato un aumento di persone che fanno attività sportiva del 2% in maniera secca proprio in un anno. Ecco. E pertanto questa voglia di fare sport, che poi tanto più sancita il 20 settembre dalla Costituzione. Dal 1948 praticamente la parola sport non c'era nella Costituzione, e dopo un iter lungo, il 20 settembre del 2023, è stato modificato l'articolo 33 ed è stato inserito il concetto di attività sportiva con i suoi pregi, che deve essere sorretta in sostanza in tutte le sue forme. Pertanto, io lo dissi in quel periodo là, io spero molto che questa entrata in Costituzione venga recepita da chi ci governa, ma anche in futuro, venga recepita come un'esigenza altissima, in poche sostanze, in poche parole, più trasferimenti, più, diremo, risorse verso questa attività che tu la prevedi in Costituzione e la metti sullo stesso
articolo in cui si parla di istruzione e di salute. Sentiamo come commenta il sindaco Girardi. Prego, sindaco. Ma io prima vorrei dare una risposta su una cosa che ha detto prima, del perché quando gli onorevoli tornano da Roma non sono più così efficaci sul territorio. È una parola sola, le preferenze. Una volta si correva perché dovevi raccogliere, dovevano scrivere il tuo nome. Adesso ci pensa il partito e quindi nessuno fa più campagna elettorale. E quindi, no, a parte questo, è interessante quello che ha detto soprattutto per i disabili, perché non è solo una cosa importante per loro, ma probabilmente è anche l'unica. Perché hanno smesso di fare attività che sono quelle poche che riescono a fare e che gli permettono di vivere una vita quasi normale, e per probabilmente 2 anni si sono trovati assolutamente fermi. Chiaramente giusto tutelare la salute prima di tutto, però un pensiero va dedicato anche a loro, quindi dovremmo effettivamente investire molto di più, chiaramente non noi comuni, ma le ASL stesse, in questo tipo di attività, per far proprio in modo che chi ha un disabile in casa possa trovare sollievo, ma non solo nella gestione ordinaria, ma anche umanamente, perché far vivere ad un disabile una vita normale anche per poche ore credo che sia un grande successo. Lo sport, a mio avviso, è giusto che sia stato valorizzato in questo modo e che sia stato riconosciuto finalmente, perché insomma non è più solo un passatempo, un divertimento domenicale, ma è un qualcosa che fa anche bene alla nostra vita. Mi fa piacere sapere che sopra i 50 anni c'è stato un aumento del numero di persone che praticano sport in maniera autonoma. Io vedo anche sotto casa mia, vedo molte persone che vanno a camminare, molte persone che vanno in bicicletta. È stato davvero una cosa, forse il Covid, tra tutte le cose e tutti i lati negativi che ha lasciato, almeno ha fatto sì che qualcuno prenda la bicicletta piuttosto si metta le scarpe per andare a fare una passeggiata, capendo che fa del bene a se stesso. Noi come comuni cerchiamo di investire ciclopedonali proprio per permettere che le persone facciano questo tipo di attività. Noi stiamo per avviare i lavori di una riqualificazione all'interno del nostro paese, la realizzazione di quasi 2 chilometri di ciclopedonali, alla fine un percorso protetto per pedoni e ciclisti, proprio per questa esigenza nasce perché io vedevo la sera un sacco di persone che passavano a piedi su questa strada ed ho deciso insomma di provare a investire lì. Fortunatamente la Regione Veneto ci ha finanziato, abbiamo vinto, siamo stati finanziati dal bando della legge 39 e per noi è un grande Cos'è, sindaco, che la preoccupa di più, visto anche quello che è successo in questi giorni e visto che abbiamo questa fragilità di paese? Perché non è che possiamo sempre essere fortunati che lassù qualcuno ci ama, cioè può capitare, siamo preparati, siete preparati a queste emergenze che arriveranno, non c'è niente da fare, lo dicono gli esperti, che forse se qualcuno li ascolterebbe non sarebbe male. Prego. Io soprattutto nel periodo estivo tengo sempre monitorato tutti i siti dove ci sono le previsioni, anche quelli insomma un po' meno noti, e cerco sempre di informare i miei colleghi sindaci. Purtroppo l'Italia è il paese basato sulla gestione delle emergenze. Noi siamo bravissimi a risolvere i problemi durante le emergenze, ma non riusciamo a pianificare. Ci mancano le risorse, che non vuol dire, attenzione, risorse, e questo è importante, non sono solo i soldi. Le risorse sono anche i dipendenti che non abbiamo. Noi abbiamo una carenza cronica di dipendenti pubblici nei nostri comuni, quindi parlo del comune della provincia di Verona, parlo del comune di Minerve, che ci ostacola davvero, cioè ci rende davvero difficile la gestione ordinaria e ci rende davvero difficile la possibilità di pianificare gli interventi che vadano a mettere in sicurezza il territorio anche. E io
È facile fare della retorica parlando dei comuni del sud e parlando dei comuni del nord, però ci sono comuni del sud dove hanno a parità di dipendenti, a parità di cittadini, hanno 80, 100, 120 dipendenti, io ne ho 18. Ma perché loro hanno gli onorevoli senatori che li ascoltano di più? Ecco, che investono nel territorio e che danno, proprio come dice lei, per le preferenze, però danno anche le risorse per avere la preferenza. Quindi diamo la preferenza, però devi dare risorse. Allora Sanso, come commenta? Devo correre, sindaco, ma è così inutile che ci giriamo attorno. Ecco Sanso, risorse, io ti do la preferenza, aiutami, sì, ti aiuto al momento del voto. Ciao, chi li vede più? Prego. Io vorrei rimanere fuori da questa diatriba, nel senso che... nel senso di quello che si sta dicendo e tutto. Io posso solo dire che, per esempio, io sto consigliando ai comuni, per esempio, mi parlava il sindaco di piste ciclabili, ecco, l'apertura che c'è per esempio nel mondo sportivo, ecco, noi se non ci sono risorse a fondo perduto, via discorrendo, esiste, e il sindaco mi capirà subito, esiste l'Istituto di Credito Sportivo, che normalmente finanzia gli impianti sportivi a tassi zero, che sta aiutando anche i comuni per quanto riguarda le piste ciclabili. Le piste ciclabili che dovrebbe essere... L'importanza della pista ciclabile. Perfetto, proprio per l'apertura che diceva prima il sindaco, dell'apertura di persone che va a fare sport in maniera autonoma. Ecco. Abbiamo Giorgio da Verona, poi continuiamo. Ciao Giorgio. Pronto? Giorgio? Non lo sento. Prego, prego. Sì, per quanto riguarda il discorso legato all'impiantistica sportiva un po' in degrado, allora diciamo che è davanti ai nostri occhi. Noi vediamo appunto questo aumento delle attività sportive, strutturate o meno, nessun problema, ma poi vediamo la carenza cronica da parte dei comuni di impianti sportivi, nel senso che dicono che non ce la fanno. È verissimo, è verissimo. Varia da zona a zona, comune a comune, però è un problema che si tocca. Ma a questo punto io dico, se dobbiamo fare dello sport libero e via discorrendo, vanno benissimo anche i campetti, diremmo, i campi parrocchiali, gli oratori, dove ci sono campetti dal pallavolo, del basket, con spogliatoi, con spogliatoi e tutto, che purtroppo sono chiusi. L'abbandono. Vuoi per tanti motivi, ma non vorrei soffermarmi sul fatto che indubbiamente sono di proprietà della parrocchia e dunque con le norme sulla sicurezza e tutte le altre normative che sono nate in questi ultimi anni, indubbiamente le parrocchie, rispetto all'aspetto economico sicuramente, non sono riuscite a stare come si può dire, a essere in regola magari in alcune cose, e dunque chi gestisce questi impianti di questo tipo chiaramente preferisce tenerli chiusi, o quantomeno, e questo è un qualcosa di pazzesco per quanto riguarda il discorso dello sport. Allora, devono nascere sinergie. Ecco, appunto questo voglio parlare col sindaco Girardi, che mi piace perché è una persona molto diretta, ma uno si chiede, sindaco, ma come fa un sindaco, ecco, essere sindaco di Minerva, ma soprattutto Verona, a non trovare uno sponsor che cambia sta caldaia? Sai cosa ho fatto io, sindaco? Ha chiamato una signora proprio anziana che era senza caldaia, con freddo, boia, abbandonata dal mondo intero a Padova. A lunedì aveva la caldaia perché ho gli sponsor, che sono questa grande famiglia di Sveglia Veneti e di Rete Venete, che mi permette di arrivare anche alle fragilità e di aiutarle. Ma perché tutti questi industriali che abbiamo, sindaco, in un momento anche particolare del paese, dove abbiamo molte fragilità, dove questi sindaci cercano in tutte le maniere di far capire quello che dice Mario Sanso, la sinergia di collaborare, ecco, di aiutare questi sindaci, perché chi è che rifiuta di cambiare la caldaia a una palestra dove magari vanno questi bambini, questi ragazzi, e aiutare questo sindaco? Ma è così difficile far collaborare. Poi li vediamo tutti che hanno 4 yacht, magari uno più alto dell'altro, perché non ne basta mai. Cioè investire proprio su quello che è la quotidianità del loro vivere, del loro essere. Quello che facevano una volta i vecchi capitani di industria con la quinta alimentare, prima
prima cosa facevano l'alloggio per le famiglie, poi le aiutavano, le supportavano. Cosa dice il sindaco? È così difficile trovare questi sponsor o bisogna essere solo Maradona, dico Maradona perché lo conoscono tutti, per avere lo sponsor? Direi che al giorno d'oggi è diventato abbastanza complicato, anche perché insomma le casse delle imprese, almeno insomma da quanto possiamo immaginare, sono abbastanza in difficoltà in questo momento, quindi anche come comune sinceramente io preferisco che se danno un aiuto lo destinino poi alla signora di Padova che ha bisogno, piuttosto che alla palestra di Minerva. In qualche modo prima o dopo il comune ci penserà. Io faccio un riferimento soprattutto allo stato dei nostri impianti sportivi, che sono veramente, non dico decadenti, perché sono, diciamo, dignitosamente tenuti dalle associazioni, perché si impegnano, dedicano ore e ore del proprio tempo per tenerli perfetti. Però faccio un esempio: noi abbiamo una tribuna realizzata negli anni 90, una tribuna per il campo da calcio, ho fatto il collaudo io nel 2017, cioè, quindi l'abbiamo messa in sicurezza dal punto di vista burocratico dopo 20 anni. Altrimenti andava in galera lui, succedeva qualcosa. Aspetti, c'è Sanso che voleva commentare, che ha già capito lei, sindaco. Ho fatto una battuta, sì, e fino al 2017 il sindaco ha rischiato di andare in galera, quello voglio dire. E tra l'altro pensi che io sono stato anche contestato dall'associazione, perché mi hai detto: ma come? Spendi dei soldi per mettere in sicurezza la tribuna, abbiamo bisogno delle reti, abbiamo fatto un percorso per arrivare a cambiare l'illuminazione. Chiaramente la prima roba da fare era quella di mettere in sicurezza l'impianto, perché non era più in sicurezza. Però i cittadini fanno anche fatica a capire che per fare un intervento del cambio della caldaia, dico una roba, bisogna prima mettere a norma il palazzetto, perché sennò non me lo finanzia. Perfetto. Infatti noi abbiamo fatto, prima di partecipare a un bando nazionale per la riqualificazione energetica, abbiamo messo a norma dal punto di vista antisismico, dal punto di vista sismico, il palazzetto dello sport. Fortunatamente c'era poco, ce la siamo cavata con 50.000 euro, però i 200.000 euro che abbiamo chiesto allo Stato non ci sono stati erogati. Tra l'altro, guardando le graduatorie di quei bandi nazionali vengono sempre privilegiati i comuni che sono in dissesto finanziario. Questa è una follia. Questo è il problema dell'Italia, cioè noi ci siamo dei comuni che contiamo l'euro, stiamo attenti a comprare da 5, no, da 10, e poi il comune del sud, il comune del centro-sud con 400-500.000 euro di disavanzo viene premiato. C'era un sindaco, io li seguo sui social, io ho la fortuna di far parte della Nazionale Italiana Sindaci e di far parte di un gruppo di sindaci, insomma, anche su Facebook, che un pochino cercano di dialogare fra loro, e tra uno di questi c'era un sindaco del sud di una pagina Se sei sindaco, insomma, ironica, che era tutto contento perché aveva avuto due finanziamenti da 400-500.000 euro, il suo comune era in dissesto finanziario. Cioè, allora perché noi dobbiamo stare attenti all'euro quando invece basta? Perché vale il principio che probabilmente è vero, che più debiti hai, più lo Stato sta attento, perché spera che prima o dopo i debiti te li paghi. È come la banca: se ti si piende debiti ti dà ancora soldi, se sei povero non ti danno niente, perché la banca... Ci sarà pure un motivo se loro riescono ad avere i soldi, sindaco, e noi non riusciamo mai ad avere niente. Ci sarà pure un motivo. Sindaco, devo salutarla perché la ringrazio invece di essere stato con noi. Andrea Girardi, sindaco di Minerve, grazie. Secondo mandato Lega. Sanso, pochi secondi per salutarci. Cosa posso dire? Che bisogna darsi da fare, e dunque aiutare in qualche modo chi è titolare, chi è proprietario degli impianti sportivi. Si può fare, ci sono state delle promesse nei giornali e speriamo bene, in sostanza. Grazie anche a Mario Sanson, delegato CONI, grazie. E adesso una sorpresa al posto della poesia di Mirella. Andiamo a sentire. E
come ho detto anche questo fine settimana, ormai se n'è andato, oggi è sabato, domani sarà domenica, abbiamo festeggiato i santi, i morti, i vivi, i parenti, i nemici, gli amici. Io questa mattina vorrei, invece di leggere la solita poesia, leggere qualcosa dal libro di Sergio Saviani, L'Italia desnuda, che se vi ricordate ho letto qualcosa quando ho avuto ospite Oliviero Toscani, perché come mai in questo momento mi manca tantissimo questa figura. Questo uomo che aveva il coraggio di dire in faccia quello che pensava, pensate un giornalista, uno scrittore, molto calunniato, ma era una penna magica, ve lo posso garantire. E cosa dicevano i grandi, quelli veramente importanti all'epoca? Ma cosa direbbero adesso se lui scrivesse qualcosa? Questi politici che se solo uno sbaglia una virgola si arrabbiano, guai nominarli, mentre Andreotti, vi ricordate, aveva fatto della satira il suo campo di battaglia. Anzi, ne godeva, rideva, sapeva cosa vuol dire parlare. L'importante è parlare, parla bene, parla male, l'importante è parlare, è esserci, diceva Andreotti. E aveva proprio ragione. E questi politici di adesso, quasi tutti, dovrebbero andare a scuola di questi personaggi, almeno leggere qualche libro. Allora io vorrei leggere cosa dicevano di Sergio Saviani questi illustri nomi che adesso vi leggerò. Allora iniziamo da Renzo Arbore. Renzo Arbore ha scritto che sono un buffone e mi ha fatto perdere un contratto pubblicitario con Barilla. L'ho querelato e ho perso la causa. Alberto Bevilacqua. Sono anni che mi copri di menzogne. Tu scrivi che tutti mi prendono a gabbo, ma tu non credi di essere preso a gabbo? Tutti vorrebbero vederti morto, anche se non aspettano che tu muoia. Io non ti ho mai voluto veder morto. Non ho mai detto una maldicenza sul tuo conto. Eppure mi hai fatto del male, molto male. Un'altra persona che scrive, vi dico subito, è Giorgio Bocca. Cosa dice Giorgio Bocca? È un pessimo critico, sempre di Saviani, della radio e della televisione, anche perché le segue in modo discontinuo e fazioso, ma un umorista unico e a volte irresistibile. Molti colleghi si sono offesi a morte dopo un suo corsivo. I mezzi busti sono ribatti al furore. A me fa l'impressione opposta. Mi pare un uomo totalmente privo di cattiveria o, se volete, dotato della cattiveria del caricaturista. Egli appartiene alla specie umana dei bizzarri magri. A me ricorda quei cavalieri che a forza di stare con i cavalli finiscono per somigliargli. Non è un critico e neppure un letterato. È il più grande dei caricaturisti italiani viventi, anche se non sa usare la matita e fa il suo mestiere con le parole. Vittorio Feltri. Caro Sergio, vieni a scrivere nell'Indipendente, così ti racconto quella puttanata che ti ho fatto nell'Europeo. Enzo Biaggi. È incapace di rinunciare alle sue cattiverie, è destinato a rogo. Aldo Grasso. Quando c'è stato qualche critico severo nei confronti della televisione, Campanile o Buzzolan, Saviani è sempre stato demonizzato. L'hanno sempre fatto passare per un appestato. Dicono, tanto Saviani è uno che beve. Paolo Guzzanti. È il principe della satira, è stato pesante, corrosivo, tagliente, più di una volta ingiusto e aggressivo, ma non ha mai scritto una scemenza, una sbrodaglia di circostanza, tanto per non dare fastidio a nessuno. Ha scoperto, descritto e combattuto da solo quell'infasta creatura del mezzo busto, ma la televisione ha un debito di riconoscenza. Paolo Guzzanti. Grazie, ciao Sergio, ci manchi tanto. Ciao, buona domenica.